Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Buonasera a tutti, lecchesi lontani, vicini, lecchesi di Lecco, lecchesi a Cesena, lecchesi in tutta Italia, lecchesi nel mondo che spesso ci scrivono. Buonasera a tutti e mi raccomando, questa sera tutti uniti a tifare Lecco. Mister Giulio Invernizzi, ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. Perché qua stasera o si fa l'Italia o si muore, come si suole dire, perché da dentro o fuori la partita di ritorno, vabbè, volevamo mettere un po' di colore, Beppe subito dalla regia dice così, non abbiamo nulla da perdere. Io vorrei subito entrare in questa prima e dare le formazioni con questa cosa. Tu mi hai detto non abbiamo niente da perdere stasera perché si va, si prova a fare l'impresa. Sì, il risultato è uno, perciò non è che dobbiamo tanto stare lì a girarci, è lo spirito giusto di andare e buttare dentro tutto quello che è rimasto. Penso che la squadra ormai è un po' arrivata, diciamo, tra infortuni e situazioni varie, la coperta corta, adesso serve anche lo spirito di battaglia che deve venire fuori. Quello visto a Pordenone, cioè intanto io sento vociferare il Manuzzi di Cesena. Ciao Teo. Ciao, chiamalo vociferare. 13.000 persone, giusto? Sì, qualcuno ha comprato il biglietto anche a ridosso della partita, però sì, il grosso era 13.000 qualcuno. Quindi bel colpo d'occhio comunque, perché insomma lo stadio è grande. Lo stadio porta 20, sì, praticamente i biglietti di casa ti venduti quasi tutti, quindi un bello spettacolo. Questa è Serie A, ragazzi. Sì, questo è un campo che ha fatto anche la Serie A poi pochi anni fa, comunque una nutrita delegazione di tifosi anche da Lecco, no? Puoi confermarci? Sì, che non sono ancora arrivati come da abitudine. Sono come Stefano qui, cioè arrivano l'ultimo per scaramanzia, quindi ci sta. Te una partita abbiamo detto con mister Invernizzi, ovviamente Lecco non ha a questo punto più niente da perdere. Prova, va, fa la partita, dalle formazioni a breve le daremo anche ai nostri amici a casa. C'è Tordini, le 3 punte sulla falsa riga di quello che è avvenuto a Pordenone. Ne parlavamo poi ieri in redazione con te, insomma paragonabili le due situazioni, anzi questa volta forse c'è un po' più di difficoltà ambientale e forse Cesena qualcosa in più del Pordenone a livello di squadra, però il Lecco deve fare un gol in meno se vogliamo. Sì, vabbè, sì, non è paragonabile Cesena rispetto al 99% del resto delle piazze della Serie C a livello di componenza ambientale, questo è chiaro, però è sempre una partita di calcio, quindi insomma ormai queste cose devono succedere. Se dovessimo passare tra Foggia e Pescara siamo su queste cifre e quindi assolutamente sì. Quello che dicevi tu sulla rosa, sicuramente anche il Cesena ha qualche difficoltà ce l'ha, recupera Brambilla, non pensavo, sono sincero, perché sono uscito anche zoppicando, portato a braccia l'altra sera, quindi insomma è una abbastanza a sorpresa. E ecco, ho visto, prima di parlare a formazione, ho visto Ilari che saltava, magari Invernizzi potrebbe averli, non lo so, lui è anche un ex, però l'ho visto saltare come se stesse provando un po' la tenuta dal mese. Speriamo. Quando ho finito l'inno del Cesena, come potete sentire, un discreto entusiasmo. Sì, speriamo, perché Ilari potrebbe essere una discreta carta, un po' è mancato, no, nelle ultime partite, perché potrebbe essere una carta nel secondo tempo da giostrare, sicuramente importante. Teo, ti convince? Tordini è entrato bene nelle ultime partite, questo assetto a 3 potrebbe essere determinante per mettere subito un po' di pressione, paura
al Cesena? Certamente sì, ero abbastanza sicuro del fatto che Tornini oggi avrebbe giocato, perché comunque è entrato bene, perché poi le scelte in mezzo sono un po' obbligate, di conseguenza non c'è neanche niente da difendere, quindi come è successo in modo diverso del Pordenone è giusto mettere un giocatore in più tra le linee, che è anche un modo diverso per interpretare le tre punte. Comunque alla fine Lepore gioca dietro, al posto di Enrici, Girelli un po' claudicante, però non manca, intanto arrivano i tifosi del Lecco, intanto arrivano perfetto, il tempo per l'inizio della partita. Sì, come sapete sono 400, sono qua dietro di me, e poi c'è una buona delegazione anche in tribuna, perché siamo visti, 500 blucelesti. Insomma, si faranno sentire per quanto il mismatch sia ampio, chiaramente. Senti Teo, guardavamo... Sì, ma ragazzi, sono emozionato, intanto ci sta, moduli quasi speculari comunque due giocatori tra le linee per entrambe, le due punte, insomma, anche questo potrebbe essere poi una chiave che interpreterà un po' meglio questo tipo di situazione. Assolutamente sì. Chiaramente questa è una partita che, come hai detto giustamente tu, Lecco non deve approcciare per forza tutta, probabilmente anzi, per come la vedo io, deve stare anche accorto, passare un credo presumibile assalto iniziale. Poi ragazzi, un gol si può fare anche al 95esimo, ora preferirei di no, però potenzialmente può fare anche al 95esimo. Eh sì, va bene, sta per iniziare la partita, Teo, ti lascio. Voglio dirvi una cosa, sì, che vi avevo detto anche a Pordenone, non aveva perso mai con 2 gol di distacco in calcio, neanche il Cesena. Ciao. Ok, ci sentiamo dopo Teo, tra 45 minuti, buona partita. Rientriamo in studio, mister, insistevi tu su questo approccio tattico, ti chiedo però, magari Cesena è un po' più abituato a farlo, può essere questa una chiave, nel senso, Lecco ci prova Foschi quando è un po' acqua alla gola, come è successo a Pordenone, no? Mentre noi chiedevamo, poi ha ragione il mister perché stiamo arrivando a un passo dalla finale, ci mancherebbe. Non è una critica. Non è una critica, però noi durante l'anno dicevamo anche in trasferta perché non cercare qualcosina in più ogni tanto, cambiare per provare a... Oggi la partita evidentemente la situazione di punteggio lo richiede. Tanto prima leggiamo le formazioni perché giustamente mi fanno cenno dalla regia, non le abbiamo ancora lette, allora andiamo a vederle velocemente, poi mi rispondi mister. Cesena con Tozzo in porta, Silvestri, Ciofi e Prestia in difesa, Mercadante a sinistra, Adamo a destra sono gli esterni, Brambilla e De Rosa in mezzo, che non sono stati un fattore nella gara di andata a mio giudizio, un po' in ombra entrambi. Bumbu, che era partito bene, sarà dietro le linee, poi si è un po' spento, i due spendi davanti, Christian e Steven, occhio sicuramente al numero 11 Steven, che è stato molto più pericoloso nonostante poi si siano mangiati insomma gol che fortunatamente ci tengono ancora in vita perché sono stati abbastanza clamorosi, ma li abbiamo presi più che volentieri. Melgrati, Zeliak, Bianconi e Lepore che scala, come ci ha detto Matteo, nella linea 3 a fare il braccetto a sinistra, Giudici e Zambataro, che comunque è entrato bene nella scorsa partita, Girelli e Zuccon sono gli esterni, Girelli e Zuccon in mezzo, Tordini dietro le punte, Buso e Pinzauti. Vediamo se questo atteggiamento offensivo, no, mister, ci premierà. Adesso ti chiedo proprio di rispondere alla domanda che ti facevo prima. Sì, no? Praticamente ha girato il triangolo di centrocampo, non c'è più il vertice basso come c'era prima con Galli, diciamo di solito a schermare un po' tutti, ma due mediani con Tordini lì tra le linee a provare a buttare dentro qualche pallone, soprattutto secondo me per creare la situazione sul giocatore che io penso che stasera possa diventare decisivo, che è Buso. Mettendo Tordini lì, recuperando bene qualche pallone, può dargli la palla, non dovendo più fare i suoi 40-50 metri solo in contropiede, ma giocando su una distanza gli ultimi minore, magari 20-30 metri, 40 metri di campo. Può diventare un po' pericoloso per loro, coprendo meno campo, avendo un po' più spunto, arrivando un po' più lucido anche poi alla conclusione, perché secondo me lui può essere il giocatore che stasera
può risolvere la partita. Allora, cerchiamo di capire un po' anche dagli sguardi dei giocatori del Lecco, dal Manuzzi in queste inquadrature. Si abbracciano intanto i giocatori del Cesena, visto molto concentrati i giocatori del Lecco. Io confido, tu confidi molto in Buso, naturalmente anche io confido tanto anche in Tordini stasera, perché secondo me ha una chance importante, potrebbe essere l'uomo in più davvero. Questa sera Luca Giudici, il capitano, molto concentrato, serve naturalmente anche da parte sua un approccio migliore rispetto a quello della scorsa partita, è andato un po' crescendo in queste partite sempre Giudici, deve carburare un po' subito dall'inizio, perché a mio giudizio sulla fascia possiamo fare male anche oggi. L'arbitro è il signor Giuseppe Collu di Cagliari, con Davide Stringini di Avezzano e Antonio Di Martino di Teramo. No, scusate, il primo assistente è Davide Stringini, il secondo assistente è Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale è Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, con l'assistente che è Giacomo Paganesi di Bergamo. È iniziata intanto da qualche secondo la partita, certo speriamo che il VAR funzioni, venga usato un po' meglio di come è stato fatto alla Rigamonti Ceppi. Subito Cesena che va in avanti, il lancio lungo a cercare Adamo che cerca di girarsi, Lecco guadagna rimessa laterale, bravo Zeliak, sempre concentrato, tempista, attento in queste partite di playoff. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa, ragazzi, forza Lecco dal Belgio, Ryan, forza Lecco tutti, naturalmente, Walter, buonasera, Davide, ciao Davide, speriamo bene per la rimonta, Luisella e Alessandro, salutiamo anche loro. E allora Lecco che ci prova subito, deve però, come diceva Matteo, partire magari anche un po', non per forza come col Pordenone pronti via, può anche cercare di gestire un pochino di più. Sì, adesso stanno uscendo bene, hanno avuto coraggio anche a fare questo inizio dell'azione molto, molto bassi col portiere. Subito recupero palla, subito, sì. Aggressivo con Girelli, poi Giudici a destra, porta palla a Giudici, si sovrappone Zeliak, è un po' lungo il pallone per Zeliak, costretto Mercadante a metterlo in rimessa laterale, e Lecco che rimane avanti dopo un minuto. Zeliak lascia a Giudici la battuta di questa rimessa. C'è una cornice di pubblico che... Buso finisce a terra e non c'è fallo, vabbè, si è lasciato un po' andare, forse questo anche un po', cornice di pubblico si splende, cioè. Un po' troppo facilmente Buso, questo l'avevamo visto anche nelle altre partite. Se mi permette, non sembra neanche una partita di Serie C. Di Serie C. Sì, infatti no. Ve l'ha detto Teo, pubblico da Serie A questo, decisamente. A vedere tutta sta gente, 13.000 persone. È vero che è un playoff, ma però... suppongo che anche Pescara e Foggia sì, siano, anzi probabilmente anche di più, quindi sono playoff che fanno capire, anche per capire la difficoltà, no? 13.000 anche in Serie A tante volte non si fanno. No. Sì, in Serie B in molte partite non li fanno. Girelli, sbagliato l'appoggio per lui, però Bianconi lascia scorrere. Bianconi nel computo totale di queste partite secondo te ha fatto bene? Secondo me anche l'altra volta era stato criticato, io non mi era dispiaciuto, anzi per come me lo ricordavo ha fatto anche qualcosina in più di attenzione al Cesena che va in avanti, grande la chiusura di Lepore. Attenzione però perché Steven Spendi che rimane in possesso palla, cercano di ostacolarlo, mantiene il possesso a larga sinistra per Mercadante, però il Lecco bravo a raddoppiare, insomma a stringere le linee, a portare addirittura sulla linea di difesa il Cesena che ricomincia da capo e va sulla destra. Qua il pallone praticamente era uscito però, no, invece si gioca. E invece si gioca 1-0 Pescara, intanto mi dicono la regia, è già in vantaggio sul Foggia, Pescara sul Foggia dopo il 2-2 dell'andata. Pescara che a questo punto Zeman nei primi minuti avrà sicuramente spinto sì. qualche schema dei suoi saranno partiti in 11 come al solito, in 10 sulla linea di centrocampo, quindi tutti in attacco. Pescara che in questo momento Zeman in questo momento Pescara è avanti di 2 gol perché Foggia adesso deve vincere 2-1 per passare. Manovra il Cesena sulla linea di centrocampo, giro palla in orizzontale senza affondare la squadra cesenate che prova ovviamente, la squadra di Domenico Toscano, a andare avanti con calma, ma il Lecco non sta assolutamente subendo in questo momento. Anzi, ti dico, stiamo palleggiando anche bene, sì. Perché abbiamo sbagliato praticamente pochissimo. Guarda questa situazione con Tordini che era il riferimento più avanzato e Pinzauti Buso che... Poi in base un po' come si svolge l'azione può essere anche una sorpresa che anche per non dare riferimenti viene fuori la Pinzauti e porta fuori il marcatore e si inserisce un giocatore da dietro. Manovra sulla tre quarti il Cesena, attenzione al filtrante dentro, Melgrati costretto a uscire, tutto regolare, se si salva il Lecco, poi
con la difesa su Spendi. E qua brivido, no? Bravi loro, hanno messo dentro un filtrante dove c'era praticamente pochissimo spazio e bravo poi Melgrati in uscita andare subito a impattare. Sì, non era fuori gioco, era proprio partito giusto. La difesa che ha perso un pochino Spendi, e poi bravo però Melgrati a uscire ad anticiparlo. Sì, di solito non è il suo forte l'uscita, è stato bravo a leggere la situazione. Magari ce la fanno rivedere, vediamo, sì. Allora, dentro il problema per è... Christian Spendi, Zeliak lo perde, poi Melgrati lo anticipa, si scontrano i due anche, ma non c'è assolutamente fallo. Ha dato la palla, ma ha messo la palla tra i due difensori del Lecco, c'erano forse 2 metri. Attenzione ancora al Cesena, scende sulla destra la palla per Bumbu nel cuore dell'area, Lepore lo chiude in calcio d'angolo. Ecco che ci raggiunge intanto Stefano. Buonasera. Ciao Ste. Sì, ero lì in regia intanto che guardavo un po'. Stavamo dicendo dell'uscita di Melgrati che Per una volta. esce però sempre con quella frazione di Però qua forse dopo. era sicuro che Zeliak fosse in anticipo sul Però Spendi. rischia perché poi anche di farsi male tra l'altro. Sì. Mentre adesso seguiamo l'angolo da destra. Tanto, e poi parlavo, adesso seguiamo l'angolo. Uno schema. Adamo, palla fuori, il cross, secondo palo, Zeliak ben piazzato, poi Buso allontana, Peccato perché Tordini. dove Tordini però non può arrivare, c'è De Rose che va il cross dentro, la spizzata non arriva, il giudice alza il campanile, poi arriva una palla sporca, la conclusione alta sopra la traversa di Ferrari, chi era Ferrari, no? Silvestri. E Melgrati la tocca, Sì, in perché angolo. la solita, uno dei altri tanti difetti che abbiamo noi è che non siamo mai decisi nello spazzarla, la lasciano lì, arriva Ferrari che non è che ha messo un brutto pallone. Ma indecisione di reparto proprio, mi sembra di dire. Sì, Ma no, sempre. una palla che gli è rimasta in mezzo alle gambe all'Epore, l'ha un po' buttata lì. Ancora palla dentro, Lepore di testa, poi di nuovo Ferrari, la palla sporca ancora lì davanti alla difesa, vediamo Girelli che però casualmente trova Pinzauti che sbaglia però il rilancio verso Buso. No, dicevo anche di là Ivan, ma sono le tribune disegnate, non al pubblico, non allo stadio, sembra quasi irreale per la Serie C una tribuna distinta in uno stadio così pieno. Sembra quasi vedere una partita di Premier. Tanto ancora pericolo no. Questo fa vedere un po', no, come al solito dicevamo, la passione comunque anche di piazze così importanti, in Serie C ce ne sono tante, insomma è una C che è tornata a essere un po' una Serie C. Beh, qualche anno fa. Cesena diciamo Sì, abbastanza era storico. ripartito dalla D qualche anno fa. Cesena ha molta storia anche, poi la Romagna è molto, diciamo, c'è molta passione per il calcio. E esce se ne Zambataro. va bene Zambataro. Tra l'altro Zambataro Lepore non so. Poi fallo, attenzione, c'è giallo. Giallo per Adamo. Vediamo perché all'andata non è che hai stato molti gialli, soprattutto per loro. Sì, Questo è stato ammonito? Chiediamo anche in regia. ci stava il giallo qua. Vediamo, si lamenta Foschi, secondo me no. Quindi col quarto uomo, quindi sicuramente non. No, niente di che. No, c'è da vedere anche quella Lepore se è nei 3 dietro, giusto? Sì. Se darà supporto, perché nel finale della partita di domenica si era fatto sentire. Lepore proprio lui sul punto di battuta, bello il cross, Tozzi su alla sfera, travolge un po' Zeliak, ma palla nell'area piccola. Zeliak comunque era già lì pronto. Ci prendiamo il primo break di serata, a terra ancora Tozzo. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com.
ieri ha fatto 5 minuti. Allora rientriamo, parlavamo un po' degli assenti, no? Ilari, mi stavano aggiornando, perché oggi tra l'altro cercavo di leggere l'articolo di Matteo, ma non sono riuscito a trovarlo perché parlava anche del contributo che abbiamo dato a Cesena, a Cesena proprio linea Lecco, giusto? Sì. E non ho trovato quindi la questione di Battistini, ero curioso e purtroppo ancora di Lepole, però Pinzauti la tiene, no, Girelli non arriva, però c'è qualche maniera Bianconi, no, non riesce il Lecco a reggere, a tenere il pallone. Bumbu prova a seguire Spendi, poi Zambataro. Oggi Zambataro sembra esserci, mentre non ho ancora visto Tordini. Qui bravo il capitano a prendersi l'anno. Sì, Tordini poco servito, poco assistito fino adesso, si è mosso molto, ma ha toccato pochi anche palloni. Perché all'andata aveva giocato bene in quella zona di tre quarti che non sembrava invece nelle partite pre essere molto la sua, invece aveva fatto l'assist anche a Buso che era quasi andato in porta purtroppo. Sì, c'è del quasi gol, diciamo. Si era quasi andato in porta per il quasi. E quindi vediamo, perché sarebbe importante, visto che abbiamo praticamente Tordini di che anno è? Del 2002? Adesso non ricordo male, Tordini 2002, sì. Girelli, Zuccone e Tordini, praticamente il trio di under. Tanto Buso prova a lanciarsi e guadagna una bella rimessa laterale sulla sinistra. Buso che all'andata fece fatica un po' a trovare la posizione, sembra oggi che invece lì sulla sinistra stia trovando qualche palla, soprattutto col supporto di Zambataro, che adesso va alla rimessa laterale. E Zambataro molto vivo, molto frizzante su quella fascia di sinistra, stiamo passando quasi sempre da lì. Magari anche il riposo di un paio di partite non da titolare può aver giovato, perché dicevamo all'andata di tanti, insomma, tirare la carretta tutto questo tempo. No, Zegliak non perderla lì, bravo. Sì, bravo Zegliak che costantemente. Allora Lecco con 7 uomini nella metà campo del Cesena, in questo momento rimangono solo i 3 difensori dietro. Bello il pallone in area, Buso riesce ad anticipare l'avversario, va a terra, però caspita. E però era davanti al pallone, aveva tutto. Però già sono 2 palloni toccati, qua punta l'uomo e vai. Mi sembra che abbia cercato un pochino il contrasto. Sì, ma è veramente stupido però Buso qui a essersi lasciato andare. Perché era davanti a portiere qua, aveva vinto. Cioè mi sembra sempre che sia un po' troppo concentrato sul contrasto. Vedi che cerca il contrasto lui. Punta la palla e va in porta, che c'hai 10 km/h in più. L'ha un po' aspettato per farsi. Allora, la spinta dell'Ina sarà una grande, giusto, che palla gli ha messo Tordini. Ha frenato per essere. La spinta dell'Ina c'è stata, ma lì se lui cioè lui che rallenta e va Buso, no, se sterza o prende rigore o mandi a vuoto. Secondo me veramente poteva andare in porta tranquillamente. Però sentivo che lo dicevi prima mentre arrivavo qua a piedi, ti ascoltavo. Buso ha un po' sto vizio, ce l'ha, cioè. Ma posso dirti che in questi playoff è come posso dire, appesantito, cioè già con Pordenone forse, non mi ricordo se il Pordenone con l'Ancona cadeva sempre con l'Ancona. Ma io secondo me qua più che una questione di essere appesantito, no, di avere la scelta, non di avere è una scelta lì, no, di aver appesantito il carico su questa scelta. Tra l'altro non è che ci siano proprio favorendo gli arbitri, se vogliamo, è un eufemismo, appunto, se poi vuoi andare, anzi, come l'altra volta che invece ci dava qualche falletto e lui protestava, stai calmo che innervosisci l'arbitro, poi non te li dà più. Tanto qua Cesena, posso dire un po' farfallone, tutta questa serie di colpi di tacco a centrocampo. Loro a fine andata hanno festeggiato come se avessero già passato il turno. Può essere magari una chiave anche e nei commenti io ho spizzucato un po' su Facebook, così loro si sentono nettamente superiori e già quasi, non dico in finale, ma in Serie B. Fino adesso loro è una partita in cui stanno controllando, certo hanno avuto quella potenziale occasione con la palla in area di Christian Spendi, più per merito loro che per demerito nostro. Sì, però la partita ovviamente prova a farla il Lecco. Ecco, diciamo che eccolo Tordini ancora. A me sembrava messi meglio. Bravo Mattia. Girelli salta bene l'uomo, dà bene la palla sulla destra, giudice, dai, puntalo. No, aspetta un attimo Luca, dai ragazzi che però c'è ancora Tordini in quella posizione di mezza sinistra. Si può far male, perché può determinare più scelte. Qui, grande palla di Girelli. In mezzo a due c'era qualche dubbio anche su di lui, ma mi sembra che
e poi Giudici che per una volta diciamo guadagna in mezzo laterale, palla dentro la gambona di chi era. Perché di non arriviamo mai a Cesena. tirare sulle seconde palle dagli angoli? Cioè non ci capita mai l'occasione, no? Beh, dopo Pordenone Sì, lì però di testa, diciamo. però No, dicono su queste palle magari messe fuori dalla difesa non arriva mai uno Zuccon, un Girelli, qualcuno con un tiro da fuori, che li abbiamo, Buso, Tordini. Adamo intanto rimessa laterale per il Cesena, un quarto d'ora diciamo incoraggiante. Poi Decisamente. bisogna capire se loro ancora non sono entrati in partita oppure se noi siamo entrati bene, quindi può essere anche Ma siamo ordinati comunque. Siamo ordinati, che io continuo a dirlo, Vedi, anche che forse come passaggio che questo semplice. atteggiamento tattico forse questo è dal modulo è giusto. il vestito migliore per il Lecco, però vabbè. Sì. Diciamo Diciamo, ci siamo arrivati lo stesso. Forse diciamo con la mancanza di Galli i due, bella la Lo palla di Giudici- Giudici che poi si allunga leggermente il pallone. Attenzione che qua si è scontrato brutto, bisogna vedere poi Era chi ha bruttale. anticipato chi lì, perché No, si è rialzato, vai Luca, a posto. sì lui Giudici Poi aveva fatto una giocata, Giudici che stoppa il pallone, un po' controllo lunga. volante su Mercadante, poi va a scontrarsi No, poi è duro con Ferrari. Silvestri. Silvestri, Silvestri, sì. sì. Silvestri che anticipa netto Giudice e poi Sì, si scontrano scontra. due. Diciamo che per un attimo, per una frazione di secondo, fosse arrivato leggermente prima, si sarebbe aperto Forse il tiro col mancino. un po' troppo da lì. lungo lo stop. Però insomma, pimpante Giudici, Poi pimpante è il arrivato Lecco. Pinzauti gli ha portato lì l'uomo. Forse Pinzauti pensava di riuscire ad andare Allora, prima lui sì. 16esimo, 0-0, noi andiamo in break. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Ci ha provato Zuccon con un bel tiro dai quasi 30 metri, erano un raso terra. Sì, diciamo che era un po' una situazione un po' confusa, non c'era molti sbocchi, lui senza saperne leggere né scrivere ha tirato e sì, è andata lontana dalla porta, però diciamo ci sta. Al termine di una bella azione, tra l'altro, cui Tordini era andato via 2 volte all'uomo. Sì, si sono chiusi bene loro. Quello sì. Adesso loro hanno la palla a centrocampo, sfiltra per Steven Spendi, Christian, cambiano i due, bravo Bianconi, e poi Spendi che va a dargli un calcione, la palla ormai lontana, Bianconi che lo guarda male, come dire, cosa diavolo fai? Qui non sei Però riuscito. adesso ancora Cesena con Adamo, Bianconi ancora ben posizionato, e Vediamo se poi riusciamo a tenerla, dai Pinzauti. Buso? No, Buso, chi è? Pinzauti, no, Pinzauti che è bravissimo nel tenerla Bravo, nonostante bravo. il fastidio. Poi Zeljak non è il suo. Perché le palle sempre più interessanti per una possibile ripartenza Zeljak. vanno nei piedi di Zeljak? Cioè, con tutto il bene che gli vogliamo. No, gli tantissimo. vogliamo benissimo, ma Cioè, lo sa anche lui probabilmente è che ha sfortuna due questo. ferri da stima. Perché Che poi poi sbaglia ogni ta- l'appoggio, ovviamente, per Giudici che... Che poi ogni tanto qualche cross decente lo mette anche. Sì, però quando imbrocca il cross non lo sa nemmeno lui bene perché. No, è che sai cosa? Non è la sua qualità Non ha principale. tanto il passaggio, diciamo, filtrante, per Sì, modo di dire. diciamo che quando c'è il cross lui è meglio che sia in area, Zeljak che non molto meglio, sulla infatti, fascia. sì. Però insomma io vedo un Cesena che è perforabile quando proviamo a Diciamo che ad aggredire Pizza, qualche palla a terra. diciamo, Tordini nettamente il migliore dei tre davanti, bene Pinzauti che lotta molto, poi il difetto solito è che però sta molto alla larga. Se Buso riesce a decidere di giocare il pallone invece di cercare fallo, qualcosa di meglio riusciamo a tirare fuori. Tanto salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, sono tantissimi, ci stanno scrivendo anche in chat. Forza Lecco, attenzione che perdiamo palla. Non si intendono Giudici Girelli, poi Girelli blocca un po' l'azione, poi Zeljak Calcio di punizione entra male. dai entra male, 20-22 metri, Zeljak commette fallo. E Zeljak che dice a Girelli di stare un po' più attento alle distanze, qua Attenzione che questo è pericoloso, ha dovuto entrare Zeljak, non poteva fare molto altro. Chi è? Il 17? Adamo, sì, vabbè, sempre lui.
E allora Adamo che va a battere Migrati calcio di punizione. due sulla sua destra. Sono Bianconi? Ci sono 3 Bianconi, Girelli, Pinzauti. Bianconi sistema la barriera giustamente, poi va a marcare, spero. C'è il Tordini Coccodrillo. È lì che prende il sole della Romagna. Adamo, e poi è brutta. Presumibilmente va sul palo. Pinzauti e Girelli devono saltare il più alto possibile. Alto, dai che è alta. Diciamo che non è riuscito né a farla girare perché mi è sembrata... Comunque quando tu metti il coccodrillo lo obblighi a alzare la palla, perché la barriera, l'importante centrale alto e alto, che la barriera non di si apra, nel saltare deve rimanere stretta. O tira forte e spera che si apra, se no deve farla girare. Tanto Zuccon che cerca di... Insomma, c'è partita, è come se c'è partita il Dino Manuzzi di Cesena, direi, anzi meglio il Lecco in questi primi 20 minuti rispetto al Cesena. Niente di trascendentale, non però, sono arrivate occasioni clamorose. Non è una partita tra squadre con 20 punti di differenza. No. E non è neanche una partita tra una squadra arrendevole e una che contro... Cioè, è partita vera, perché poi mi sembra che anche loro siano un po' prudenti, perché nel senso, un gol cambia completamente tutto. Stanno spingendo. Ed è anche vero che un gol loro cambia relativamente poco. Cioè, no. Accelera i tempi. Qui Girelli un po' indeciso perché se però non chiude di fatto i giochi, ecco quello. Devi riuscire a fare tutto nei tempi regolamentari, mentre l'1-0 ti dà agio poi di pensare più in lunga distanza. C'è anche questa questione dei possibili supplementari e gestione delle energie che è importante, no? Loro sono vantaggiati da quel punto di vista, perché noi guardando la panchina veramente c'è un po' oggi da farsi, no, il segno della croce. E mi diceva Giulio prima di anche Ilari, Galli, Battistini che forse non so, qualcosina in più, Galli forse qualche minuto, gli altri 2 non credo. All'occorrenza devi spendere quelli che hanno giocato di meno, i Maldini, gli Stanga. Attenzione, qua Buso ci prova, ma è in vantaggio Tozzo che travolge il suo compagno. Sì, diciamo abbiamo più quasi armi davanti, perché Bonino e Magni sono relativamente in forma. Galli penso anche lui sia più da accompagnamento che... Bonino e Magni sicuramente avranno chance durante la partita. È proprio una cosa forzata. Lacti a centrocampo, Enrici poi magari Scapuzzi. Forse anche per questo il mister ha avuto meno remore, perché ha detto io cambio davanti, ne metto già 3 e poi al massimo li cambio. Giudici va via. Bello, Zuccon, dai, apri là, Zuccon, passa in mezzo a 3, dai, giudici. No, bello il tiro a giro sinistro, col sinistro di Giudici che fa la barba al palo. C'è però Luca, c'è Zuccon che azione in mezzo a 2 uomini, poi è arrivato anche il terzo, ha vinto un rimpallo, ha servito Giudici il limite dell'area, vertice della mezzaluna. 1 metro. Sai che si è allargato leggermente troppo. Se avesse tirato un attimo prima e ha dovuto girare attorno all'avversario anche con la conclusione, quindi ha avuto il disturbo forse che gli ha fatto allargare un po' troppo il compasso, però arriviamo lì. Ci prendiamo un piccolo break, ci siamo però Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Sai cose che tu se fai gol comunque la indirizzi. Rieccoci. Quello certo. Cioè li obblighi a fare la partita, ti lasciano spazio, secondo me noi in contropiede possiamo fargli male con Tordini, con Buso, però io sono sicuro che un gol nostro comunque aprirebbe la partita un po' come una scatoletta di tonno, no? Nel senso che bisogna stare attenti, a non fare poi dopo è andata come è andata, magari come a Pordenone, che noi segniamo subito, indirizziamo e poi prendiamo subito. Però lì c'era stato un calo di tensione nostro subito dopo il gol, cioè non so, come un po' di rilassamento. Comunque Girelli riesce a
a staccarsi tanto da... Giochiamo bene, giochiamo proprio bene stasera, cavolo. Sembra che abbiamo sempre giocato così. Sì. No, come anche per come si trovano. Zuccon indemoniato, e devono poi stendere. Qua cartellino però. Diciamo, fallo ripetuto. Dove va l'arbitro? Questo è Silvestri, sì. L'ho indovinato finalmente, no. No, non è Silvestri, ma è Brambilla. Tonno Nostromo, Beppe, sì. Non facciamo pubblicità. No, è Mercadante. 25esimo, 0-0, ma è un bel Lecco quello del Manuzzi, altro che... Sì, loro fanno fatica a tenere Zuccon e Girelli. Adesso Zambataro, che è un po' sparito negli ultimi minuti dopo un buon inizio, prende il buon pallone, la deviazione, la palla dentro, no! Non si rende conto di avere la palla lì, poi quando calcia, si gira e calcia, la spara in curva. Perché il cross di Zuccon l'hanno sporcato, la palla è arrivata bassa sul dischetto, Bianconi fa un numero buono. Non è possibile però che non ci sia deviazione per come si impenna la palla. Ora proprio zappata. No, la zappata Bianconi. No, sai cosa? È rimbalzata. Mentre lui stava tirando, secondo me o le ha alzata al difensore e lui gli si è trovata alta e ha sparato alto. E anche qua fosse capitato magari, che so, a Zegliak, un po' più abituato, secondo me, a Bianconi, non lo vedo mai, non l'ho mai visto tanto in area di rigore avversario. Però sembra quasi, cioè io sono quasi sto aspettando che il Cesena si svegli, perché se la partita è questa ce la giochiamo, se la partita è questa e le due squadre sono queste ce la giochiamo alla grande, perché siamo in palla, non stiamo neanche facendo, diciamo tra virgolette, il massimo sforzo, stiamo proprio giocando, ragionando, come diceva mister prima, teniamo le distanze. Adesso bello il pallone per Giudici, dai tienila, no, la lascia andare sul fondo. Però anche qua, buona idea. Questa chi era? No, qua c'è un freeze del signor Collu Giuseppe di Cagliari, con Quaterna molto bella sortita, devo dire. Grosseto, Avezzano, Teramo, Torre del Greco, sì, un po' Cagliari. la sublimazione di quello che succede durante tutta la stagione, poi nei playoff, no? Cioè, Vabbè, il sedozio geografico è... Sentivo lo spareggio Spezia-Verona che volevano giocarlo a, non so se a Bari, ma scusate... A Bari? A Bari. No, ma scusate, sì, sono lì, cercate, non è in mezzo, infatti vanno a Reggio Emilia, però tante volte sai le decisioni... Beh, magari oddio, a parte che Spezia-Verona, quanti spettatori puoi fare nel... Eppure hanno 20.000, parlavano di attenzione Cesena. Bari ce ne sono 50.000. Spendi Cristian aperto su Mercadante, da sinistra Mercadante su di Lucio Giudici, prova ad aprire lo spazio per il cross, bello, però c'è Zuccon che mette fuori, cioè bello, veramente non granché. Pinzauti dai al primo tempo, Pinzauti. Sì, lui e Girelli comunque stanno facendo bene le due fasi, perché comunque non sta passando niente. Perché comunque con questo approccio, e anche avendo due giocatori a schermare la difesa, sicuramente hanno un po' più di equilibrio anche loro due, riescono un po', visto il campo anche bello grande. Girelli riesce a bloccare in qualche maniera mi viene da dire che li stiamo mettendo più in difficoltà quando manovriamo palla terra. Viene da dire che tutto l'anno lanciare, dai, Zuccon, aprila! Non ci crede Pinzauti, non chiude perché si allarga invece di stringere qua. Una bella idea, ma era troppo dentro. Però non c'è creduto. Cioè Zuccon secondo me ha aspettato che Pinzauti tagliasse, alla fine gliel'ha data e Pinzauti non ha tagliato. No, mi viene da pensare, vuoi vedere che la prima volta che hanno provato a giocare palla a terra siamo meglio che lanciare. Ma era bella questa palla, perché se Pinzauti tagliava gli aveva messa dietro al difensore. Infatti secondo me la giocata di Zuccon ci poteva stare. Secondo me il Pinzauti di ottobre questa la prendeva. Adesso probabilmente non è più lucidissimo, è stanco. Questa è nostra però, no. Rimessa Cesena. Devo dire che Foschi lo vedo anche abbastanza tranquillo. Spezia-Verona a Udine alla fine. Avevano detto Reggio Emilia. Bene, scrive Luke, non so se è ufficiale o no, controllato. Vai Buso. Apertura per Tordini, un po' lento, Tordini prova a ingannare Adamo, non ci riesce. E riparte il Cesena, ma non... C'è che Giudici impressione. Siamo un po' scoperti a sinistra. Palla per Mercadante, dentro, bravo Lepore sulla diagonale. Ma sai che l'ultimo tocco di Spendi, infatti si lamenta Spendi, ma l'ultimo tocco
Lo spendi secondo, Lo diciamo spendi- così, quello che era entrato a sostituzione. quello che aveva giocato diciamo all'ultimo momento a Lecco. Christian. E bravo Franchino Lepore. Parlavamo ieri con Matteo qui in uomo per redazione. tutte le stagioni. Lepore che ancora forse non hanno rinnovato il contratto, e ci chiedevamo cosa aspetti, perché da una stagione come questo o lo cloni o gli fai rinnovare subito il contratto, perché Beh, se vuoi, soprattutto diciamo, se vuoi continuare il discorso di quest'anno, a parte i prestiti e a parte vabbè, Zuccon e Girelli che voleranno via. è anche improbabile che rimangano, ma tutti gli altri, volenti o nolenti, a parte la panchina di oggi, che sono giocatori mai utilizzati, gli 11-14 che giocano sono dati. Luxchi infatti si giocherà a Reggio Emilia, Io non avevo ancora ok, controllato prima se c'era l'ufficialità. Io ho sentito qualcosa tipo Bari, però vabbè, comunque diciamo che anche Udine non era proprio comodissima. Mentre il Cagliari in vantaggio 1-0 sul Bari, a proposito di Bari. Attenzione, abusa il limite dell'area. Dai, bello il pallone per Giudici che ha spazio, può pensare al cross, può pensare a puntare, punta ma viene fermata, ma c'è ancora Girelli, secondo palo, Zambataro, palla dentro, salva quasi sulla linea, rischia l'autorete Cioffi e salva in angolo. Dai ragazzi che ci siamo, calcio d'angolo. Bravo Girelli a dare la palla sul secondo palo, bravo, perché solo Lecco è davanti a far male. Ma qua sai che forse non ha preso neanche Zambataro ma Adamo? Mi sembra Adamo che... No, è un misto, Zambataro Adamo. E poi Cioffi salva tutto. C'è Tordini a terra. No, Bianconi? Ho visto un qua. No, è Tordini. No. Mano sul volto, maglietta a coprire il volto. No, sarebbe una... A parte che diluvia. No, si rialza. Piove? No, sembrava, scusa. No, ha preso una gomitata in faccia. No, si rialza Mattia, niente di grave perché ragazzi è un fattore in questa partita, può esserlo Mattia. Il VAR? E il VAR dov'è? Però lì dove erano? Non erano in area, no? Aveva il pallone davanti. No, ma il VAR per la munizione. Ha dato per l'espulsione. Ha dato una gomitata in faccia volontaria. Non so se magari, però si va avanti. No, non c'è niente. Ma c'è il VAR oggi? Sì, c'è. O era solo per regalargli il rigore? Calcio d'angolo comunque per angolo da sinistra. Lepore. Tordini è ancora lì al limite dell'area, non visto, non tenuto. Dai ragazzi, una zuccatina di Zeliaco Bianconi. Una zucconata. Va a parlare l'arbitro proprio con Zeliaco Bianconi, Spendi, Cioffi. No, non è Spendi, Prestia. Bianconi, Prestia. Zeliac, Cioffi. Sì, Bianconi che... Con il blocco poi spunta il piccolino. Palla bassa. C'è angolo ancora. Ancora angolo, restiamo lì. Pinzauti sul primo palo. Non male, malissimo. Beh dai, è andata bene comunque. Chi è? Lepore, sì. No, c'è Lepore che dice che è il pallone che non sta fermo. Non riesce a trovare l'appoggio giusto. La zolla giusta. Va Lepore, ancora basso, ancora angolo. Mi sa che... Rimaniamo davanti, stiamo schiacciando, rugbistica la... No! Come no? Oh! Cosa ha visto l'arbitro? Non l'ha visto, ma dai! Si lamenta anche Pinzauti. Ma ridono tutti i giocatori del Lecco, dai! Sì. Non ci mandano il replay, allora noi ne approfittiamo, piccola pausa. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Si torna in studio, palla a centrocampo, Cesena che non riesce a imbastire un'azione, è proprio un po' scarico. No, diciamo molto attendista. Sì. Stanno controllando. Controllando, ma ce lo prendiamo volentieri perché è un atteggiamento che ci piace da parte del Cesena, perché continuiamo a ronzare attorno noi. Qui fallo su Girelli non ravveduto, però Pinzauti riesce a fare la torre per Tordini. Poi
che gestisce palla a metà campo, giudice. Non diciamo niente, ma una volta dovessimo andare in vantaggio poi loro devono scoprirsi. Noi siamo comunque in fiducia, vedi anche nelle giocate come sì, molto. li vedo molto tranquilli. Tordini in mezzo a due uomini, il rimpallo non lo favorisce. Palla di mano, no? Però palla che torna a noi. Sempre noi, oggi siamo primi sul pallone rispetto anche a quello che succede a domenica. Se giochiamo in casa noi. Sì. Ma un po' come a palla dentro, Pinzauti, che Tozzi non c'è. La palla ancora per Buso, dai, no, intercettata la palla ancora Lecco con Zambataro che prova a liberare il tiro, non ci riesce, arriva Lepore che difende la palla e la gestisce. Tozzi che su una girata di Pinzauti di testa da quasi al limite dell'area, una roba la torsione. E Tozzi che sembrava essere tranquillo sul pallone, la smanaccia laterale, arriva Buso che cerca di girarsi, non riesce a concludere la palla alta sopra la traversa adesso di Buso. Una giocata complicatissima quella di Nicola stavolta. Però prima si è girato stavolta in area, ma ha si è girato bene Pinzauti qua. Ma ha trovato, e anche Dico Buso dopo si è girato ma ha trovato l'opposizione del difensore. È difficile però poi dopo. No, vediamo. Questo era il tentativo poi dopo. Ma facci vedere, di Buso in rovesciata, però ovviamente altissima. Questo era proprio velleitario, ma con poi testa in prima di Pinzauti che dà forza nonostante sia a una decina di metri dalla porta in torsione, però si tuffa Tozzo. Chi deve fare la regia di Leven veramente dovrebbe andare a scuola di regia, perché adesso la palla passa, Pinzauti non riesce ad arrivare. Di far fallo alzando Adamo la gamba, riparte Cesena. Si presenta sulla tre quarti avversaria del Lecco dopo diversi minuti, siamo nel 36esimo del primo tempo, il punteggio di 0-0, Lecco presente, non ha ancora avuto l'occasionissimissima, però c'è almeno 2 o 3 occasioni pericolose, le ha avute adesso. Attenzione! Niente di che. Spendi prova un raso terra, l'Emme si spegne. Aveva il Girelli che era attaccato, lo attaccava da tutte le parti, poi Spendi protesta, piange come all'andata. Spendi si lamenta con i compagni. Ma i due gemelli Spendi all'andata erano stati una cosa di un irritante clamoroso. Marco ci chiede: ciao Marco, ragazzi, come stiamo giocando? Molto molto bene, Marco. Meglio di Pordenone come qualità. Poi non è arrivato il gol, ma rapportandoci all'avversario pochissimo, pochi passaggi sbagliati, anche atteggiamento giusto, messi bene in campo, distanze giuste, linee di passaggio pulite. Posso dire che loro poco aggressivo, ci lascia fare, e questo è un aspetto secondo me importante da sottolineare. Sì, non ci prestano, quindi ci lasciano anche un po' ragionare. E quindi questa dimostrazione che quando vogliamo fare questo gioco è quasi un peccato non aver giocato così durante l'anno. E le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Così durante l'anno magari non eravamo qui. Esatto, qualche partita in più giocata così durante l'anno. Vado a ricapitolarle perché allora noi abbiamo avuto ma poi guarda adesso Rasoterra di Zuccon, vai lontano. Guarda adesso. Sì, ci lasciano molto spazio. Si abbassano tutti, ma ti lasciano con quella giocata, vedi, arrivano solo. Tiro a giro di Giudici che fa la barba al palo col mancino, neanche un metro. Cross di Zambataro sporco su cui Bianconi se la ritrova lì davanti al limite dell'area piccola, puntata alta. Peccato perché non si è quasi accorto che la palla fosse lì, ci prova distinto e sarebbe stata meglio di Stinco, che magari avrebbe segnato. Tra l'altro Tordini gioca proprio in scioltezza, ho visto, anche qua ha fatto uno stop a seguire per il compagno, che bravo, in tutta tranquillità, ma di difficoltà. Bello il numero di Giudici, qui ci sta giallo per Mercadante. Non mi sembra Collu uno tanto da gialli anche lui, Vediamo, forse questa è l'occasione di Pizzauti. Colpo di testa di Pizzauti. Mamma mia, che bello, da centravanti vero old style, al limite dell'area. Sì, da centravanti old style, si gira in torsione al limite dell'area e Tozzo si deve tuffare perché la palla è bassa, è rimbalzata subito davanti. Comunque posso dire veramente che è un Lecco Giudici dalla tre quarti, punizione piace un po' corta, però c'è ancora Lecco con Pizzauti che la butta dentro, Cesena, poi Pizzauti va giù, non c'è fallo. Attenzione qua a non prendere contropiede, chiudi, fuori gioco di un metro, e Zambataro torna come un leone. Vabbè, ma tanto ci sarà c'è il VAR, voglio immaginare. E Melgrati para sul tiro, c'è fuori gioco di un metro. Melgrati para sul tiro di Spendi Steven. Che rischio qui?
Ma ha alzato la bandierina? No, non l'ha alzata la bandierina. Sì, perché non c'è angolo. Ma io sono un po' dubbioso, voglio rivedere. Vabbè, magari loro lasciano andare l'azione nel dubbio. Però, dici? Sì, di solito sì. È vero, dai, 2 metri, neanche uno. Ma si è visto subito, Anche perché l'incrocio di chi è stato? Bianconi? Cioè, no, forse Lepore. È stato veramente secco l'anticipo che ha fatto Lepore nell'anticipo. Abbiamo rischiato perché comunque poi l'avrebbero rivisto, però sono saliti non bene, se ne erano comunque, accorti. perché se sbaglia rimane un passo dietro. Tordini, Aspetta, seguiamo un attimo perché Buso. seguiamo come va questa azione del Lecco. Zeliak. Andiamo in pausa. Zeliak. Dai, no, palla dietro. No, si torna indietro, andiamo in break allora, Fasso, vai. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Tanti palloni. Giudici è molto più in palla dell'andata. Giudici decisamente in palla, l'abbiamo detto all'inizio. Dai. Cacchio, pensavo andasse in anticipo, invece ha solo scelto di tenersi la rimessa laterale. Ma tutti, a me sembra, posso dire che mi sembra che ci sia un mismatch fisico a nostro favore? Sì, ma li vedo tutti positivi, li vedo... Avete ragione voi però, cosa? Se viva un gol adesso primo tempo, perché adesso puoi segnare adesso nel finale di tempo, sarebbe veramente siamo al balenata. 41esimo, li abbiamo messi sotto ma non siamo riusciti a segnare. Non è mai un bene questo. No, perché dopo, se non segni poi dopo nei primi 20, dopo diventa duro. Oddio, mai dire mai, perché ripeto... Mai dire mai, però abbiamo fresco purtroppo l'esempio di ieri della Fiorentina che però aveva creato meno di noi, perché fa fatica a creare davanti. La Fiorentina è proprio il caso palese, perché anche lì il furto sul rigore. Anche lì col VAR. Vabbè. Però sì, effettivamente, però abbiamo anche ricordi il Pordenone, quando a 20 minuti alla fine pensavamo ormai fosse andato, tra virgolette andato. Qua puoi anche segnare con una sculata al 95esimo, vai supplementare, va benissimo. Ma infatti cioè diciamo, l'idea che loro stiano tranquilli ad aspettare non ha molto significato, proprio per quello che hai detto tu adesso. Cioè, loro così rischiano di brutto. Ma infatti è un atteggiamento che io non mi spiego, me lo prendo volentieri. Da Mataro la colpo di testa. E spero lo paghino, cioè io confido che loro paghino questo atteggiamento. Bravo Pinzauti che mette giù il pallone per Lepore, palla che filtra in angolo. Però, calcio d'angolo per il Lecco, dai che chiudiamo avanti, 42esimo. No, Adamo è veramente sotto un treno, a parte già la faccia non è proprio delle più allegre di solito, anche l'andata che spadroneggiava, però mi sembra veramente in difficoltà. Che all'andata Adamo ci ha messo in croce sulla sinistra, a destra loro. Sì. Dai Lepore, Pinzauti abbracciato calorosamente da Mercadante, battuta breve, corta, Zambataro, lo scambio, Lepore, cross troppo lunga, ci regala calcio d'angolo Tozzo, che va a fare una cosa senza senso, fuori da ogni logica, perché praticamente sulla linea di fondo al vertice dell'area piccola con la linea di fondo va a mettere. Sì. Cioè chi ci può essere lì dietro? Sente la porta. Sì. Dove era la posizione? Ha perso un po' la posizione. E allora calcio d'angolo, dai Luca. No, messa fuori, troppo bassa. Sto battendo male. Qui se la gioca incespica sul pallone. Ma butta la palla in zuccon qua però di ritorno. È difficile da controllare. Diventano troppo importanti. Attenzione che sono partiti subito in contropiede loro. Zuccon sospendi, non riesce a fermarlo, ma alla fine c'è la palla messa fuori. La palla che accarezza tutta e attraversa tutta la linea, lo specchio della porta e finisce fuori. E Steven Spendi si conferma implacabile mangiagol. Bravissimo. E Spendi piange. No, qui Zuccon ha fatto l'errore di... Però, allora, perché poi qua Spendi entra in punta Melgrati in uscita, esterno destro, la palla in diagonale attraversa tutte e l'MLM si spegne fuori di 20-30 centimetri.
È un piccolo segnale comunque, perché a un minuto alla fine del tempo rischi di prenderti uno sberlone che ti stende, perché dopo il primo tempo così prendere i gol. E invece passarla liscia, sai, no? Non so se... Sì. Non lo so, io... Questa è... Perché sti spendi qua, però... Cioè... ti fa un po' rimettere un po', dici, stiamo attenti. No, potrebbe essere un segnale, perché... Io ti dico anche con un altro attaccante probabilmente questo è gol, cioè perché mi vengono dei dubbi anche su la terza palla gol clamorosa di questi i due fratelli. Vabbè, qua che se la mangiano, forse benissimo, però cioè, nel senso Steven forse la metteva. Zuccon ha fatto una cosa intelligente perché ha ritardato quantomeno la conclusione. Ha sbagliato un po' la prima intervento perché lui è andato sull'uomo e lo ha spinto in avanti e lui è rimasto indietro. Qua la palla nel nulla, deve rincorrere la Segliak, poi bravo a rilanciare. Tordini? Dai Tordini, vai! Nostra. Esce, sì. Bravo Mattia, che ha avuto più difficoltà nella seconda parte. Io mi auguro che gli spendi rimangano in campo il più possibile, perché mi danno fiducia quando attaccano. Io mi auguro che Tordini rimanga in campo il più tempo possibile. Questo assolutamente in positivo. Io dicevo in negativo per loro, perché è un po', non hanno proprio il senso del gol, mi pare, di poter poi diamo la palla dentro. Troppo lunga. Il primo tempo che si va spegnendo, credo così. Sì, non penso che sullo ci sia... 0-0. La rivediamo. Spendi entra in area a sinistra, Zuccon ne rallenta un po' l'azione, poi va a cercare uno scavetto sotto con Melgrati in uscita. È intelligentissimo perché lì rischiavi di beccarti il Melgrati chiude bene l'angolo. Rischiavi di beccarti il rosso e lo 0-1 senza motivo. Piuttosto appunto prenditi il gol, il rigore. Primo tempo. Cioè prenditi. Sì. Cioè bel primo tempo. Mancata l'occasione forse veramente clamorosa al Lecco e loro all'inizio subito io non l'ho visto, avete detto che hanno avuto l'occasione e nel finale. Per il resto però loro molto compassati, molto sotto ritmo, e noi che invece non abbiamo avuto fiammate o periodi o momenti di gara in cui abbiamo spinto di più. Abbiamo gestito la gara e abbiamo avuto più gioco e più presenza nella metà campo avversaria. Anche come possesso palla, molto più noi di loro. Sì, praticamente sempre noi. Che di solito non siamo una squadra che fa possesso. No. Ma questo probabilmente appunto con questo atteggiamento tattico e questi interpreti avremmo potuto farlo. Da gennaio a oggi, io poi lo dicevamo, a Tordini a mangiare freddo in panchina poteva anche essere una soluzione così, abbiamo detto tante volte, l'unico che può giocare in mezzo alle linee a creare scompiglio l'abbiamo visto oggi, ma tutta la squadra sembra giovarsene perché ha un equilibrio migliore. Oppure magari sai, con i ritmi che si abbassano e tutto è anche più facile lasciare avere un Tordini che magari a parte centrale del campionato avrebbe avuto sempre l'uomo addosso e non avrebbe... Tanto c'è dei mismatch, no? La differenza, diciamo, c'è una certa differenza. 1 contro 1. Sì, ma anche poi perché arriviamo sempre prima, a parte che saltiamo anche sempre l'uomo, poi arriviamo prima sulle seconde palle, mentre per esempio l'andata era il contrario. Quindi non so se è anche una questione psicologica, no? Che ti dà... Ci siamo liberati del Dice oggi non è niente da perdere. Oggi sei c'è Matteo? Allora ci colleghiamo con Matteo. Matteo, mi senti? Io non sento. Adesso forse sì. Matteo, mi senti? Sì, ho cambiato lato, adesso sento bene. Sento bassissimo io, faccio fatica onestamente a capire. Ho le cuffie, No, io ti sento, Matteo. Io mi sento. Ok, adesso ti sento meglio. È stato un botto, mi ero perso via. Allora, primo tempo splendido da parte del Lecco, uno dei migliori dal punto di vista tecnico e tattico probabilmente, no? Che ci fa dire, forse vai che se proviamo a giocare così, un po' più palla a terra, con un uomo tra le linee, forse giochiamo meglio che lanciare palla lunga come abbiamo fatto un po', no? Allora, sicuramente Tordini lì aggiunge sicuramente dal punto di vista della fluidità della manovra, questo è chiaro. Ha giocato bene tra le linee, si è anche nascosto qualche volta, ma il suo nascondersi ha poi aiutato a aprire qualche spazio, secondo me, alle spalle di De Rose, soprattutto di Brambilla, che sono arrivati anche sulle seconde palle in ritardo in qualche situazione.
Lecco ha giocato meglio del Cesena, al di là del fatto che abbiamo avuto questa occasione così alla fine che non ha giocato il team individuale, qui c'è la corresponsabilità del Lecco perché con 50 metri contro piede solitario qualche errore evidentemente lo fai, però per complesso è giocato meglio a livello di squadra. Assolutamente. E c'è l'errore che fa il sbagliare. Secondo me l'errore che ha fatto 8 alla fine sulla palla pari 7 metri è sintomo di non tranquillità in genere. Vero. Saber, non so come possono avere iniziato questa partita, sinceramente. L'unico se vogliamo difetto che possiamo trovare è quello che non abbiamo segnato, perché avremmo meritato sicuramente di chiudere questi primi 45 minuti in vantaggio. Sì, questione di centimetri, di dettagli che evidentemente a questo punto della situazione, a questo livello fanno più che la differenza. Veramente questione di poco, un peccato perché Lecco ci ha messo sopra questo primo tempo, sicuramente non avrebbero fatto niente. Ancora una volta io ormai sono stanco di lodarlo, però come faccio a lodare Federico Zuccone anche oggi, è stata una personalità che non è propria di un 17 anni al primo anno di Serie C. Vero. Ma poi tu hai citato Zuccone e Girelli che stanno veramente cancellando Brambilla e De Rosa nel confronto diretto. Soprattutto... Ma io te lo ripeto, io non so se possa avere qualcosa che non torna al punto di vista, ma per me non aver messo standard dal primo minuto non me lo spiego sinceramente, perché Lecco ha fatto una partita difensiva importante come sempre con noi, Saber. Non qualsiasi tipo di partita perché le caratteristiche sono delineate, la continuità di rendimento è sempre strepitosa. Brambilla sta facendo grande fatica già all'andata perché non ha la stessa mobilità di Zuccone e Girelli. È vero. Può essere un fattore, Teo, se la partita poi dovesse anche allungarsi, la panchina, perché purtroppo oggi facciamo molta fatica perché sono tutti un po' acciaccati. Oggi facciamo fatica, sì, io spero che Lari, Laxi possano avere dei minuti nelle gambe. Lari di qualità, Laxi di quantità possono tornare utilissimi tutti e due. Però vi segnalo, sto prendendo in tribuna, c'è Rocco Cotroneo che abita da queste parti, infatti l'ho salutato salutacelo se lo rivedi. Giù in fondo, adesso è lontano. L'ho salutato col suo solito braccio che si scuote nell'aria, presente, no? Con Davide Verantini, chiaramente io sono coppia fissa, sì. Sportivo. C'è poi Ahmed Fall, che c'era già andato, c'era anche ancora. C'è Matteo Barzotti che non dirà molto a tanti, ma ha giocato dalle nostre parti con il Bionno Giona, Monza, e via dicendo, che ha giocato a Pistoia e spesso è venuto anche a Lecco a vedere le partite. Poi altri non ne ho visti, a parte me, Sebastiano Rossi e Davide Lippi, la gente di Tordini, via dicendo, Stellone, via dicendo. Così vi do una nota di colore intanto che... No, ci sta. Sebastiano Rossi tra l'altro anche ex del Cesena, no? Lui. A voglia. Se non sbaglio anche in dirigenza Va bene Teo, dai, ti lasciamo questo piccolo break, ci risentiamo o alla fine della partita o alla fine comunque dei supplementari, cioè se ci saranno i supplementari andremo dritti. Come? Mi sento il prof Venantini. Salutacelo, dai, grazie Teo, ciao. Ciao. Noi rientriamo, ci prendiamo un piccolo break. Veramente Venantini e www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Un'intera carriera trascorsa in Italia, a dispetto della Saudagi e dell'embargo ai giocatori stranieri, entrato in vigore nel 1966. Sergio Clerici, paulista, classe 1941, sbarca nel nostro paese nel 1960 e lo fa alle pendici del Resegone. I tifosi del Lecco gli attribuiscono subito il soprannome di El Gringo, raccontato dai tratti spinosi di un volto da film western e dal suo modo di stare in campo, generoso e concreto. La prima stagione con i blucelesti neopromossi in Serie A lascia solo intravedere il suo enorme potenziale. Le reti sono 2 in 10 gettoni, mentre al secondo anno, nonostante le presenze aumentino, c'è il solo gol al Catania, datato 25 marzo 62. La stagione della vera esplosione di Clerici è nella Serie B 1963-64, quando raggiunge la doppia cifra a quota 11, un traguardo che il Gringo doppia l'anno successivo, timbrando 20 volte per laurearsi capocannoniere, e nella promozione della 65-66, alla quale contribuisce con 17 centri. Al ritorno in Serie A, il brasiliano si ferma a 4 gol, salutando Lecco a fine campionato con un bilancio invidiabile di 214 partite e 60 reti. La sua carriera prosegue con le maglie di Bologna, Atalanta, Verona, Fiorentina, Napoli, ancora Bologna e Lazio. Clerici rimane l'ultimo giocatore brasiliano a militare in Serie A dopo il ritiro dei connazionali Altafini, Nenè e Sormani, e lo sarà fino alla successiva riapertura delle frontiere del 1980. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Nato nel 1939 ad Azzano X, nel suo amato Friuli, da padre soldato caduto in Russia e madre operaia, Vinicio Facca è una colonna assoluta della Calcio Lecco, con cui colleziona 74 presenze in Serie A e complessive 236 nella gloriosa decade degli anni 60, coincisa con il massimo fulgore della storia del Lecco. Vanta una sola rete firmata nelle 8 stagioni vissute in maglia bluceleste il 13 settembre 1964 contro una squadra del Nord-Est, elemento ricorrente quasi per un tragico scherzo del destino della sua vita. Prima giornata di campionato in Serie B, Lecco Venezia terminata 2-0 con raddoppio di Clerici. Terzino dal fisico asciutto e di gran corsa, roccioso ma leale e per questo rispettato da compagni e avversari, Facca giunge in riva al lago dopo 3 stagioni vissute nel Pordenone. Rimarranno soltanto queste 2 le squadre della sua carriera, interrotta davvero troppo presto. Il 5 giugno 1968, durante un Verona-Lecco, Facca diventa la prima vittima della violenza degli stadi in Italia. Viene infatti colpito dalla scheggia di una bottiglia di vetro lanciata dagli spalti del Bentegodi e frantumatasi su un'inferriata. Un incidente che lo priva completamente dell'occhio destro e ne sancisce il prematuro addio all'attività agonistica a soli 29 anni. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio.
Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Saber per Bumbu? Sì. E l'aveva un po' chiamato Matteo difesa. Difensivi? Difensivi un pochino. Anche se all'andata ci ha messo un po' anche in difficoltà nelle ripartenze Saber. Saber è uno che poi quando anche parte palla al piede è anche uno che ha grande forza. Ci ha dato un po' fastidio all'andata. Fa bravo te con la giacchettina rossa. Qualche cartellino magari tiraglielo fuori a loro. Vediamo. Quante coscienze hai risvegliato? Non so a cosa si riferisce Enrico Geroso. Ripartiti con il Cesena che attaccherà da sinistra a destra, quindi verso la propria curva. Lecco che difende adesso con Bianconi, Lepore, il trio difensivo che viene chiuso da Zegliak sulla destra, Pinzarti con Buso e appoggiati da Girelli davanti, Zuccon e Girelli schermo, Giudici e Zambataro a farsi il paiolo sulle fasce. No, tutti bene, mi pare di poter dire al primo tempo, visto non ce n'è stato uno che non abbia giocato una partita di livello. Qua il capitano sbaglia, però c'è tocco di mano, tocco di mano, sì, con chi è questo? De Rose De Rose però Milan, abbiamo detto alla fine del primo tempo che hanno perso totalmente il confronto con Girelli e Zuccon là in mezzo, anche per il dinamismo che hanno i due giocatori del Lecco. Saber su Zuccon a uomo praticamente, quindi Saber penso che andrà a rompere le scatole molto di più al centrocampo bluceleste di quando hanno fatto appunto. Infatti ha visto probabilmente soffrire la sua squadra, no? Toscana mossa. Sì.
tolto un po'. Girelli, cavallo pazzo qua che se ne va sfondando sulla destra, Pinzauti aggancia bene, guarda dentro. No, prima Lorenzi, prima. Ticpai però torna, no, non riesce a tornare sul pallone, poi Girelli che nel suo giro magari per il campo intercetta. Adesso continuare a correre con questo moto perpetuo, prima o poi torna sul pallone, sempre. Ha avuto un paio di partite non eccellenti, una l'ultima l'andata e poi anche l'andata forse colpita. Vai Buso di là, sono in due liberi, Di qua. Sì, va su Zambataro a sinistra, cross, secondo palo, Giudici la mette al centro, la aggancia Tordini, poi ancora Girelli e poi c'è fallo. Va, cosa fischia. Peccato perché Tordini da lì veramente avrebbe potuto calciare. Molto mestiere di Saber che mette il gambone, sente arrivare Buso e mette la gamba. Sì, leggermente la palla si è fatto. Fallo sempre 1-0 per Scarafoggia. Fallo che Saber si prende sempre tutta la vita in ogni maniera questo. Però peccato perché il giudice aveva messo lì il pallone e Tordini, diciamo, non è un pallone semplice, però poteva forse riuscire a intuire meglio cosa c'ha. Sì, la perdita di tempo del portiere di già al 48esimo. Loro anche all'andata il secondo tempo hanno giocato poco. Adamo, cross, secondo palo niente, direttamente fuori. No, loro all'andata il secondo tempo è stato un piagnisteo continuo dei due spendi e poi hanno perso una quantità di tempo inenarrabile nel secondo tempo loro. Segno che non è che sono così in fiducia. No, ma dopo un primo tempo del genere io penso anche che qualche darletto si entra nella testa. La mossa che ha fatto è un po' per andare a togliere un po' di iniziativa al Lecco, sicuramente. È un giocatore con caratteristiche diverse per andare magari un po' a far palleggiare di meno il Lecco, che comunque stava diventando pericoloso. E comunque da underdog, ragazzi, c'è partita e come anche col Cesena, dopo che c'è stata col Pordenone, dopo che c'è stata con l'Ancona. Noi ci davano un po' tutti per vittime sacrificali, però poi siamo lì a giocarci con questi squadroni costruiti per vincere. Può succedere, questa da come sta giocando il Lecco può succedere di tutto oggi. Allora, è un po', diciamo, noi stiamo giocando bene, loro le armi che hanno sono quelle che hanno fatto vedere all'andata, i singoli, cioè l'invenzione possono sempre piazzarla. Vediamo adesso Steven e Christian Bianconi è ottimamente posizionato, si permette anche di dribbla Saber e poi sbaglia completamente l'appoggio, si incrocia con Zambataro. Ecco, magari facciamo il nostro non esageriamo, Nesta infatti il fu Nesta quale? Nesta giocatore, dico anche l'uscita di Bianconi sembrava Nesta. No, scusa, pensavo l'esterno che parla, Nesta che partiva sempre in anticipo. Diciamo che se il nostro sembrava, l'idea era Bonucci, poi in realtà era Chiellini. Da Bonucci si trasforma in Chiellini. No, però vabbè, qua proprio un equivoco. Zambataro era appena partito e con lo sguardo non lo ha visto, è andato un po' alla cieca. Qui Lepore fa una sta girando la palla in difesa come se fosse un allenamento dai che c'è spazio, Girelli, dai, non c'è fallo da come si fa? Ma questo, cioè, ma dai, Tordini no, non riesce a andare, fanno densità, ma qui veramente ancora a terra, ma ha preso una stesa devastante. Centrali appoggia Steven dentro, Lepore riesce a ribattere in un primo istante ancora, però Cesena con Saber, palla dentro e spara altissimo Christian e non fischiano niente. Spendi spara alle stelle, perché veramente è un fallo da arancione, e ancora a terra Zeliak, tra il giallo e il rosso il fallo che ha preso Zeliak a centrocampo. Qui vabbè, come al solito il Leve si perde nei meandri dei suoi... Anche questo che è il gol che si è mangiato Christian Spendi. Sembra quello di Bianconi, che c'è da piangere. Sembra quello di Bianconi, perché non ci fischiano niente, ragazzi. Qua c'era un fallo a centrocampo, poi abbiamo preso il contropiede e a momenti segnano. Non so se avete presente Ronaldo Giuliano, ve lo ricordate? Sì. Uguale, cioè il difensore del Cesena che si disinteressa completamente del pallone,
va a piombare in pieno non è Zeliak è in difesa, era Zuccon forse. Era Zuccon? Lo ha preso, lo ha piombato in pieno senza disinteressarsi completamente del pallone e niente, come niente fuori. E tra l'altro Eleven che giustamente non fa rivedere niente. Da tutt'altra parte. Cioè, ma dai, ma poteva starci forse il vantaggio, perché dopo comunque il Lecco ha avuto, però ritorni e ammonisci quantomeno. Sì, diciamo che il VAR ha fatto il Pinzauti, bella la palla messa giù Tordini, si libera, poi va un po' a incunearsi. No, rasoterra di Tordini velleitario fuori. Brutta scelta, sì. Doppia brutta scelta, perché prima è andato dal lato sbagliato e poi ha concluso dai 20 metri. Sì, qui Prestialo, però tutti a vedere cosa non ha. Vabbè, qua ci sarà un minuto di perdita di tempo. Prestia che parla con Cioffi senza tante occasioni in questa partita fino adesso, ma siamo ancora 0-0. Però che loro pericolosissimi. Loro pericolosissimi, ma allora si sono mangiati 2 gol ancora come l'andata, perché i 2 gol le due azioni dei 2 fratelli sono clamorose. Lo scavetto è questo. Beh, questo però fa un po' il paio con quello di Bianconi. Anche se qua lui non aveva davanti nessuno, Bianconi aveva davanti comunque. C'era terra Zeliak. No, però aveva lo spazio per calciare, aveva lo specchio della porta. No, lì, questa l'ha calciata pulita, lui alta. Mentre alta. Bianconi ho sospetto che gli sia rimbalzata. Bello, Pinzauti va sulla destra, Pinzauti va sul fondo, palla deviata, la palla! Deve solo metterla dentro, ma ci arriva Tozzo che para, lascia lì il pallone, ma non c'è Buso che è 1 metro a distanza. Dai che la partita si accende. Che Pinzauti che zitto, ma ci spegne subito Fausto con il break. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Quindi no, perché adesso abbiamo anche un po' l'incubo ormai noi, perché ogni volta che sì, ma oggi secondo me il VAR non c'è. Perché non ha fatto, ma c'è indistinta, ma non ha fatto sì, ma alla fine ci sono. Figurati, al momento opportuno poi questi lo tirano fuori. Però adesso ha parlottato con qualcuno, ci stanno provando a dargli il rigore, ci stanno provando. Sì, sono fermi. Allora, soffriamo un po' adesso. Calcio d'angolo per il Cesena, che si è svegliato in questa ripresa comunque. Sì, adesso meglio con Saber. È partita proprio con Saber ci dà molto più fastidio. Sì. Brambilla, palla secondo palo, riesce Bianconi a spiazzarla, Zeliak tiene Saber e guadagna la rimessa laterale? No, sempre per il Cesena. Loro adesso ci sono però, loro ci sono, noi comunque ci siamo, adesso loro hanno iniziato a giocare ma ci siamo anche noi. Bisogna stare attenti, Zambataro. Ma cosa vogliono farlo di mano sempre? Zambataro l'ha stoppata in area così di petto. Vai Lorenzino, spingi, vai addosso che questo è scarso. Puntalo che è scarso. Il pottino. Adesso spendiamo anche un po' di più perché dobbiamo chiudere spesso e volentieri l'azione del Cesena, quindi stiamo un po' ovviamente consumando più energie del primo tempo, che invece è stato però loro un po' più basso ritmo, ma ha giocato bene. Aprendo un po' di più gli esterni, ci stanno lasciando spazio, Va Girelli. Bello il pallone per Buso, entra in area, la palla! Ecco, Buso è entrato in area dalla destra e l'ha messa sotto le gambe di Tozzo. Grande palla di Girelli ancora? Non lo so, va bene lo stesso, non ho visto chi era. Grandissima e allora la prima palla vera che tocca. Buso! L'aveva detto il mister. Vediamo Girelli, palla col
Entra da destra e da Buso posizione- entra, sfonda e affonda. Grande una posizione Nicolino. molto defilata. Ha attaccato Prestia e poi ha scaricato in rete con Tozzo che se la fa passare fosse sotto le gambe. Proprio nel loro momento migliore gliel'abbiamo messa. Sì. E questo può essere Nel loro momento migliore. Mister, questo può far male, sì. Questa tra l'altro psicologico. è la stessa palla di Spendi praticamente, ma Buso l'ha scaricata dentro. E allora ancora una volta legge del calcio. Andalo! È il Pres, il proprietario. Davanti a un ex amministratore del comune di Lecco. Allora, adesso il Lecco deve stare calmo. Chiudete. No, ma non c'è però da chiudersi, no? Perché... No, devono stare attenti dietro adesso. Sì, non però devono... continuare a giocare perché li puoi stendere. E soprattutto... Ci può essere il colpo del knockout. E soprattutto Zambataro. Di forza Zamba va via, c'è fallo però magari delle volte. E soprattutto stare attenti perché non ci fischieranno niente e ci fischieranno tutto contro. È arrivato nel momento migliore loro. Esatto, sì. Quando stavano rientrando in partita. Però noi li avevamo comunque messi in difficoltà e su quel lato lì. Dudu, su quel lato lì era il lato di Pinzauti, dove ha sfondato Pinzauti prima. Prestia infatti ha avuto qualche problema. Chi esce per Magni secondo voi? Tordini. Tordini? L'ha già... No, perché? Io sinceramente adesso non toglievo nessuno dei tre di davanti. Ma se adesso loro magari devono un po' sbilanciarsi e... Non è che ci magari... sta Magni, Tordini io non lo toglierei mai. Piuttosto io tolgo Pinzauti. Esatto, anch'io, perché secondo me ha fatto come... Guarda Tordini che va anche a recuperare palla, si prende il fallo. Oh! C'è fallo. Si prende il fallo. Pinzauti ha fatto come a Pordenone, che ha dato tutto nei primi 20 minuti e poi l'ha cambiato. Tordini vede... Tordini. Cacchio, mi spiace perché Tordini ancora poteva dare. Pinzauti è uno che comunque cross. È l'unico o Bunino o mette Bunino. Sì. Bella partita comunque di Tordini. Per un discorso qua, comunque mi piace Dudu. Però andranno a tre adesso. Quello spazio. Andranno a tre davanti. Però ragazzi è scritto che Dudu deve essere l'uomo del destino, cioè Dudu non è che dice a tre, lui dove lo mette? Lui a Trento, una partita col Trento. Uno spartito suo, lui non è che devi tanto ingabbiarlo. La partita col Trento disse ne parliamo dei playoff. Lui dice vai, bravo, lo sono tenuto uno. Dudu lui a Trento lì. Attenzione che siamo avanti ancora, Pinzauti sulla sinistra, mette giù un bel pallone Buso. Sul pallone un po' morbido del contrasto è andato. No, l'hanno attaccato in due. Buono, va Dudu a pressare. Zambataro porta via il pallone a Christian Spendi e se ne va guadagnando la rimessa laterale. Bravissimi sia che li schiacciamo. E Spendi che piange dall'arbitro come al solito. Mi sbaglio, ne abbiamo più noi di loro? Mi dà quel Dudu. Io non voglio l'idea di Dudu, Zambataro che sta bene rispetto. Se gli metti il secondo. Si è tuffato? No, non si è tuffato Brambilla, fallo per il Cesena. Ecco, adesso non deve regalargli niente. Vediamo ancora lo splendido gol di Buso che va ad incrociare con il destro sul palo lontano, implacabile. Una sentenza da lì Nicolo Buso. Adesso avanza. Gli ha fatto la finta di entrare, poi si è però questo è Buso, no? Si è un po' nascosto per 60 minuti, no, 50, 55, quanti sono? 55, e poi dopo ha colpito. Prima dalla destra, palla dentro, scambio, bene Franchino, partitona di Lepore, l'uomo per tutte le stagioni, veramente partito piano quest'anno, tante critiche nelle prime di campionato, ma un finale veramente clamoroso per un 38enne. Lepore, hai voglia. Poi tra l'altro lui che è un terzino destro si è fatto terzino sinistro adesso esterno sinistro, ma attenzione Saber, palla dentro, Bianconi. Tanto Fausto ci manda Bianconi, poi Pinzauti, la spizzata, c'è il fallo su di lui. No. Pinzauti niente, non gli danno un fallo. Adesso è il Lecco che si chiude un po'. Giustamente adesso deve cercare di leggere. Abbiamo un piccolo break. Stavo
Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Ci ha allenato, verrà a trovarci, dai. Foschi dà indicazioni, c'è un calcio di punizione da 3 quarti, mancina, 62 minuti sul cronometro. Melgrati comanda la barriera su battuta vecchia. Questo sì, Zambataro è entrato molto bene, ragazzi, ma già al primo tempo è andato in crescendo, cioè Zambataro sta facendo una bella partita, ma un po' tutti oggi allora palla al centro, no ma c'è palla Marco al che centro per il tentativo di conclusione stoppato. Ma dai, ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Si è lasciato andare. Sì, qua. Adesso l'ho detto, gli regalerà tutto. No, però fallo mi sembrava ci fosse. Erano tutti e due. Sta regalando tutti i falli possibili e immaginabili. Deve provare a far segnare Cesena, alla fine. Vabbè, niente, dai. Spalla contro spalla, non è che già da. Calcio di punizione, attenzione per il Cesena dai 25 sì. metri. La barriera è un paio di metri fuori dall'area. C'è Pinzauti, c'è Girelli, c'è Buso su in barriera. Buso che sicuramente si sarà. Girelli sembra anche più alto stasera, non so se Brambilla. Comunque adesso secondo me se non il migliore. Sì. No, ma è difficile trovarlo francamente un migliore oggi. Attenzione al destro di Brambilla. Parte, va sul secondo palo, contro cross, di testa ancora, palla per il Cesena, Lecco non libera dal fondo, Cristian Spendi, palla dentro, mette fuori. Ma l'ultimo tocco è loro, sai? Zuccon. L'ultimo tocco è loro. No, Zuccon quello che l'ha toccato. No. Infatti vedi che applaude Lepore la scelta del guardalinea, la decisione del guardalinea che vede bene. Lecco deve stare attento. No, ha fischiato addirittura forse un fallo. Intanto dentro Ferrante per Christian Spendi. E qua che ha sulla coscienza è difficile adesso perché entra uno che magari certe occasioni non le segna, non le sbaglia. Sì, mi sembra anche all'andata Ferrante uno più sul pezzo. E anche Brambilla esce e entra Chiarello. Adesso ovviamente deve teoria, rivedere un po', no, mister? Loro devono fare qualcosa perché Gianna, Alessandria. Però dico, adesso anche loro qualcosa devono fare. Certo. Siamo al 65esimo, 1-0 Lecco. In questo momento si va ai supplementari, lo ricordiamo, ma. Pinzauti la spizza, però non arriva a Buso, però c'è Zuccon di testa. Magni la spizzata per Buso che non ci crede per un attimo di poter anticipare. Spintonato Bianconi, non c'è fallo. No. Sì. Steven Spendi che piange come al solito. Ha un po' una faccia da Inzaghi. L'azione che più mi ricorderò dei due Spendi è loro che piangono verso l'arbitro, protestano sempre. Ricordiamo che sono anche classe 2003, a 20 anni, quindi sono appunto decisamente giovani. Appunto, pensa a giocare. Ma infatti è meglio che pensino a giocare, perché che poi la portano la vedi. Sinceramente, Zuccon, Tordini e Girelli sceneggiate con gli arbitri non le fanno, le fa Buso. Buso è l'unico che noi a volte si butta un po' quando non deve, ce l'ha come difetto. Se Lima anche questa roba qua, che si concentra quando ha una palla e segna, no, invece di buttarsi diventa giocatore, lo è già fortissimo, diventa stratosferico. Questa è ancora Prestia? Ancora sì, Prestia, sì. Perché Prestia prima del gol ha avuto quella situazione in cui è rimasto a terra e poi ha preso sia l'infilata di Pinzati che l'infilata di Buso, quindi meglio che manca. Ma non è andato neanche tanto a saltare, perché all'andata insomma è stato quello più pericoloso. Ma guarda la tibia. Sì, c'ha la tibia aperta. Ma tra l'altro secondo me è stato con un compagno, perché si era lamentato con uno scontro. Cioffi nella situazione precedente. Non lo so se ce la fa. E soprattutto è qualcosa che aveva già, perché vedi che c'è la medicazione sotto. Tanto c'è Piero Pelù da giovane un po'. I componenti della panchina del Cesena ha trovato il sosia di giornata, quindi sono contento.
Però fa un po' di inquadrature sui vari giocatori, tra cui Bianconi, che oggi sta reggendo un po' meglio, all'andata aveva dovuto essere sostituito. Loro in 10 adesso? In 10 loro? Momentaneamente in 10. Momentaneamente, sì. Però dovrebbe riuscire a rientrare. Quello toglie, però Sì, forse l'ha tolto solo per la medicazione, forse, per il sangue. Girelli. Giudice un pochino sparito. E io vi posso dire che con l'uscita di Tordini e l'ingresso di Magni non ci siamo ancora. No? Giudici abbiamo perso un pochino, vediamo. Adesso sono quasi in apnea. Pinzauti, bello poco per Buso che rientra, poi va, cerca il fondo. C'è? No, non c'è l'angolo. Erano in 3 su Buso che riescono a tenere palla. Attenzione al contropiede, Saber su di lui Zuccon. Saber cerca di contenerlo e lo contiene e riconquista la palla insieme a Girelli. E poi ci fischiano fallo contro. Spettatori 14.529 dato dal fallo clamorosamente inventato. Incasso 195.175, di cui il 40% va alla società ospite. Comunque all'andata avevamo detto gestione della partita, gestione degli episodi clamorosamente negativa col rigore. Oggi la gestione della partita pessima, veramente. Cioè sta fischiando falli al limite del giallo e dell'arancione e non ce li fischia forse. Cioè l'incasso, e a loro fischia tutto. Sì. L'incasso per il Lecco solo di questa partita sono 78.000 euro. Cioè pagato tanto loro qualche ingaggio di tutto l'anno di qualche ragazzo anche più giovane. Dai 3 o 4, 5. Dai, Ferrante si libera, palla al limite dell'area, Bianconi è un muro, però ancora Cesena che va con Steven Spendi e ora Bianconi ancora che l'ha seguito e l'ha chiuso. Va Buso, accendi il motorino, vai, solo contro due. No, però arriva Pinzauti a dar manforte. Peccato, non è riuscito a girarsi per partire Buso. Vai Lorenzino. No, però vedi perché io avrei tolto Pinzauti, però perché è meno lucido. Attenzione, 2 contro 3, attenzione. Cesena che va per via centrali, pensa alla conclusione. No, Melgrati. Una parata devastante. Melgrati 2-0 del Pescara che vede la finale. Conclusione quasi dal limite dell'area di Steven Spendi, piazzatissima, e Melgrati con la manona. Era dentro. Con la manona in angolo. Grande Melgrati. Gestito male in avanti da Buso prima e da Pinzauti poi il contropiede e loro quasi la mettono. 60, siamo entrati nel 70° minuto, angolo dalla destra, loro adesso sono pericolosi, non c'è più Christian Spendi che sbagliava qualsiasi cosa. Parte Adamo, palla dentro, di testa, chi era? Forse anche Lepore, ma c'è ancora Adamo. Bella, dai che usciamo, Zuccon! Dov'è? È di là, vai Zuccon, taglia di là, bravo! Qua il giallo! No! Neanche il fallo! Incredibile, non fischia veramente più niente. Dai, quando... E poi fischia per... E questo fischi questo, ma dai! Ci prendiamo un attimo di break. Ma cos'è sta roba? Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Grande capitano. Io adesso un bunino li ho buttati dentro per Pinzauti, no? Sì, ci può stare. Allora siamo in diretta, annullato il gol del Pescara, ci dicono da casa, sì, va bene, però io nell'esultanza ho perso il per terra apertura per Zambataro, microfono. Però siamo ancora nella nostra tre quarti, loro hanno alzato molto bel centro. Buso
Dai ragazzi, che c'è la possibilità di ripartire. Zammataro per Buso subito, vai, no, dai, dentro, no, Pinzati non c'è, no, Divora il gol, la palla di Buso con l'esterno, era quella di Spendi il primo tempo, attraversa l'MLM più lenta, ma Pinzati perché non c'era? Non c'era nessuno, aveva fatto un numero qui, numerissimo di Buso, Pinzati, madonna mia, di niente, con la punta del piede non è riuscito ad avere Pinzati. Pescara, confermato. Qua Buso ha fatto un numero da foca monaca. Il sombrero su non ho visto chi, forse poi pallone che ballonzolava a 1,5 metri d'altezza e lui che riusciva comunque a portarselo avanti. E ancora Cesena adesso, 72esimo. Partita adesso che con l'angolo adesso è apertissima. È partita che si incendia, ovviamente, come è giusto che sia, a 20 minuti scarsi dalla fine. Poi ci sarà naturalmente il recupero, che sarà robusto, 16. Perché continuando di questo passo sarà fino a quando Cesena non segna. Però Albertini, pronto a entrare, Albertini. Non ci fischiano niente oggi, Adamo, se avessimo qualche dubbio. Adamo da sinistra, no, inventa soprattutto per loro, che è per quella che... Adamo, attenzione qui all'angolo. Palla dentro, fuori, Lepore, Buso, no, di un pelo, di un filo, non c'è riuscito. Da Ciofi, se non ho visto male. Poi Dudu che va in pressione su Saber. Tieni Dudu. Saber ragiona con De Rose, vai Zeyob. Eyob non riesce a portare via palla da Saber, che poi va sulla destra, il cross sul secondo palo, sono in due, ma la palla sul fondo. Palla sul fondo! E si riparte, 17 minuti alla fine, più recupero. Se rubiamo palla lì sulla tre quarti gli facciamo male. Questo è un po' il motivo per cui è entrato. Ma Pinzauti, Bunnino? Pinzauti, sì, Bunnino? Sì. Può essere che fa. Perché a me dispiace toglierlo, Lorenzo. Tra l'altro, scusate, ci sono anche i rigori poi alla fine. Sì. Sì. Cioè, sì, dopo. È il motivo per cui Tordini... ma non penso che ci arriviamo. No, dico che faccia un ragionamento sui rigori. No, beh, certo. No, pensavo chi poi va a tirare i rigori. Perché... Chi ce ne ha? Chi ne ha? Perché dopo 120 minuti al 7-8 di giugno, vai Dudu! Eventualmente. Vai Dudu! Parte! In mezzo a 3! Buso! Poi ancora Dudu! Dai! 3 contro 2, 2 contro 3. No. Però qua ti devi poi disfare del pallone in mezzo a 3. E poi è Dudu. Dudu. E poi devi spendere il fallo Girelli. E poi Colus diventa il fallo. E prende il giallo, mi sa. Ha preso il giallo? Penso di sì. Non ci fanno vedere i Leven chi prende. Cioè, allargate ste immagini. Bunino Pinzauti. È arrivato Bunino Pinzauti. Giallo sì per giallo per Zeliak. Sì. Zeliak o Girelli? Zeliak. Ma era in diffida? Era diffidato. Però rientra da Battistini. Pinzauti esce, rientra Battistini. Non riesce a camminare. Alla prossima. Non riesce a appoggiare il piede. Vabbè, la prossima rientra. Non ce la fa. Cosa? Battistini. No, non ce la fa la prossima a rientrare. No. Quando è la finale d'andata? Martedì. E poi sabato? Mi sembra di sì. E chi gioca Stanga? Ma sì, Stanga, Bianconi, Lepore, ma metti... Secondo me rientra anche Maldini, gioca... Adamo cerca di saltare, Dudu non ce la fa. Dudu che Zammataro si trova il pallone, poi c'è un altro cambio da parte loro intanto. Quanti cambi stanno facendo? Ma li hanno finiti? Ma dai, ma qua il fallo di Zelia, ma per favore, per favore. Ma non ne ha fischiati molti altri, peggio di così. Quelli di prima erano peggio, dai. Allora, Albertini per Adamo. Bene, fuori Adamo, che è quello più, che era quello che ci dava più. E per oggi non era pallissimo. Non so, però. Un paio di occasioni. E lui. Poi entra Stang. No, non è Stang, è Celiento per Prestia. Ma in cambio. Loro hanno finito i cambi, ragazzi. Celiento io non lo conosco. Qualcuno conosce? Celiento, il difensore? Perché toglie Prestia, ma non mi sembra che Celiento abbia la stazza. Ma noi abbiamo fatto solo 2 cambi. In 2 finestre tra l'altro forse. Però supplementari poi vale come c'è un'altra finestra in più? C'è una finestra in più. Quindi... Ma Tordini sta giocando in chiede Armando? No, Tordini ha giocato bene 60 minuti, poi è uscito per Magni. Va subito Albertini, palla dentro per Ferrante che si difende dall'attacco di Zuccon. Bravo Zuccon che guadagna anche la rimessa laterale. Andiamo un piccolo break, dai.
Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci. Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania. Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Ride amaro qui Foschi? Non lo so. 76esimo, ha finito i cambi il Cesena e Lecco ne ha fatti solo 2. Attenzione che questo può essere un fattore se la partita si allunga. Bulino combatte, non ce la fa però a tenere palla. Le squadre sono allungate moltissimo e loro ovviamente si avvantaggiano dei cambi. Zambatore intanto invece si avvantaggia dello strafalcione di Albertini, poi Melgrati, mamma mia che paura. Girelli, bravissimo. Andiamo a casa allora. Cos'è lotta libera? Vale tutto. Non fischia più niente. Questo? Adesso è arrivato il fischio su questo, ma e Girelli che giustamente ci stendono in continuazione, ne fischia uno su 10. Ma questo è giallo. Questo è uguale a quello di Seglia. Questo è giallo. Girelli si lamenta, infatti, ma tanto. Ma Girelli per quello prima. Tanto è così, ragazzi. Noi non dobbiamo andare in finale. È palese, è palese. Non è che vogliamo lamentarci, però veramente. Andata di Pordenone, andata e ritorno di Cesena, cioè, ragazzi. Buso è ancora in campo, sì. E allora noi abbiamo, diciamo, loro l'ha messa un po' in dai. Loro l'ha messa molto sul distanziare le linee e noi ci siamo un po' persi. No. Bravo, però ritorna sul pallone, palla per Giudici che sbaglia, c'è il fallo, non fischia come al solito, non fischia. Steven Spendi va, Steven Spendi poi si ferma, no ma dai, ma cos'è sto fallo? No, qua deve spenderlo lì. Ma si è buttato, ma dai. Qua deve spenderlo. Buso che giustamente si lamenta del fallo precedente, il Giudici anche, dai. Ma dov'è il fallo? Si taglia la strada. Ma sì, vabbè. No, ma poi con l'andazzo è ovvio che ti. Lepore era diffidato anche lui? Vabbè, non giochiamo con la Primavera, con la Beretti, col Pescara. Cominciamo ad arrivarci, dai, poi ci pensiamo. Ma Collu, ma non è Collu, secondo me non è Collu. Secondo me non è perché sono tutti gli arbitri da tot stagione in poi. Cioè, però vedi anche il non cartellino di Seglia che l'hai dato, devi dare anche il cartellino loro perché il fallo è uguale. Ma tutti i falli che sono presi loro e che non hanno dato a noi. Fischia solo per loro sulle ripartenze, ma clamoroso. Ma poi dico, non falli, ma sulle ripartenze. Poi sembra però che ci vogliamo lamentare sempre degli arbitri. Io preciso che loro mi conoscono, a me non piace mai parlare degli arbitri, ma è un disegno chiaro, non fischiare mai a favore dell'Ecco. Cioè, ma no, non è si lamentano pure, ma dai. Buso che viene trascinato come un sacco di patate per fare devono aprirsi, per fare il. Beh, ci penseremo a quelle cose lì. Chiarello, Ferrante di forza, Melgrati 4 uomini sulla sua sinistra. Esce Zuccon, vediamo Giudici, no, palla a profondità. C'è fuori gioco di Albertini non visto. Melgrati! Tutto buono! No, c'è fuori gioco, dai. Gioco. si era mangiato. No, si lamentano? Non ha dato fuori gioco? Ma no, figurati. Tutto valido, Melgrati fa un capolavoro di parata. No, c'era il fuorigioco di Albertini comunque. Che parata sulla girata nell'area piccola di Steven Spendi. Che parata di Melgrati. Angolo dalla destra, adesso loro. Mamma mia. Ci sta andando sotto. Dobbiamo resistere. Resistere. Chiarello. Parte la battuta bassa. Palla che filtra, c'è. Cos'è? Gioco fermo, Gioco fermo. Fischio io. Ma vabbè.
Si era girato bene questa volta Spendi, ma ha battuto male l'angolo, lo fa ripetere. Sì, certo. Chiavello. Miracolo di Melgrati, sottolineiamo. Chiavello ancora basso, mette fuori Giudici, poi Zuccon strattonato, tirato a terra, non c'è fallo, sì, meno male, almeno questo. Break per noi. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Gioca da... Allora, cambi incomprensibili nell'Ecco, almeno per quello che sappiamo noi da qua, Bianconi, magari dal campo. Bianconi fuori dentro Stanga, vabbè, ci può stare, Bianconi magari ha un problema. Martorelli per Girelli. Girelli è uno dei migliori in campo, che non smetteva mai di correre. Più che altro Martorelli non entra da gennaio, tipo. Dudu è entrato malissimo. Oggi è entrato malissimo Dudu. Qui perde palla, fallo, rischio anche di prendersi il giallo. 82 minuti sul cronometro, 0-1 sul tabellino. Vale, cross sul fondo ancora, meno male. Adesso naturalmente soffriamo, il Cesena ci prova, naturalmente perché vuole evitare i supplementari. Lecco ha fatto 4 cambi, dentro dunque Martorelli, che però Martorelli mi sa non gioca da tanto ma perché tempo. Poi Girelli c'è l'Acti in panchina. Cioè posso dirti piuttosto, no, ma io capivo Martorelli per Zambataro, mi metto un po' nel... C'è Galli che poteva avere magari 10 minuti più supplementari, non lo so. Io capisco Zambataro che non ce la fa più perché sta sbagliando tanto adesso Zambataro rispetto all'inizio partita, ma perché Girelli che era uno dei migliori? Bello il velo di Dudu per Bunino, dai subito. Perché si ferma? Ha fischiato il ferro, ma no! Andavamo in porta! Ragazzi, io vado a casa. Ma andavamo in porta! Ma fallo contro! Fallo contro! Cioè, era un contropiede, venivano 2 contro 1. Fallo contro! Parte Albertini, palla dentro, Lepore la alza, attenzione che questo ci dà rigore contro di sicuro prima della fine. Sì. Un rigore ce lo darà contro di sicuro. Purtroppo temo anche io che un rigore contro ce lo dà di sicuro. L'arbitro è di Cagliari, ragazzi. Di questo passo al minimo sfioro e rigore in area verso il 90esimo. È segnato che o ci manda fuori qualcuno, Zeliak secondo me lo manda fuori. Trova una scusa e gli dà secondo giallo e cioè qualcosa fa, soprattutto magari ci segna, tanto risponde a me in Tokyo già, perché è giusto giocare come se non ci fosse una prossima partita, non sta facendo tanti calcoli, quello ci sta. Il problema è che le ammonizioni per adesso dall'arbitro sono a senso unico come i falli gestiti. Le vedi per capire, cioè vedi le ammonizioni anche per capire. Questa è una prima volta che fischia una cosa a questo favore negli ultimi 10 minuti. Poi c'è Spendi che fa la pantomima solita contro, vabbè. Allora Luke dice: finale Pescara Cesena, sono 40.000 spettatori tra andata e ritorno, manna per la Serie C, a pensar male. Ma si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, quindi direi. Attenzione, hanno chiamato, ha saputo Pescara Cesena 40.000 spettatori. Collo, letto il messaggio di Luke. Collo ha sentito, ragazzi, ma tanto non c'è, era già così l'andazzo generale. Ragazzi, purtroppo non vogliamo fare i lamentini. No, ha fischiato il fallo al Lecco, è frustrante però così. Ha fischiato fallo al Lecco e gli ha detto attento perché dobbiamo essere 2 volte bravi a fargli il gol senza attenzione, se ne va Cesena sulla sinistra, ritorna Zuccon, palla dentro, Zeliak con flemma olimpica. E per la prima volta in carriera trova un rilancio pulito su non ci arriva, peccato fuori. Che si Buso, Crampi. Ha corso tanto anche Nicolò, che per adesso decide la partita. 1-0 Lecco, ma Cesena che cresce e sta crescendo anche Collu, perché
decisioni discutibili nell'ultimo. Però cacchio, adesso d'ora, Buso col crampi è un problema. Però. Buso per crampi è un problema. Noi abbiamo un altro spero che sia stato per... Che abbiamo lì dentro da spendere? Scapuzzi. No, io spero che Buso sia stato un po' sceneggiato. Magari ha visto che Cesena stava ripartendo. No, sì, che recuperi un pochino, ma loro andando avanti così, ragazzi, ci possono essere supplementari, è un problema. Appunto, è un problema se ha crampi Buso. Cioè, uno ancora a terra, Buso da un minuto. Ma secondo me sì. Sta un po' temporeggiando, dice. Secondo me sì. E si ferma proprio mentre correndo. Sì, no, beh, magari un campetto ce l'ha avuto. Adesso però sembra aver recuperato, Dai, Nicolino. Supplementari non per deboli quando di ti cuore, arrivano non fai tanto, No, cioè. Non è che ne hai ancora per tanto, Però, oddio, manca 5 minuti. Questa cosa anche di testa, rimani condizionato nell'andare a... E poi lui che è uno... Lui gioca su quello. E c'è un Bunino. Arriva il treno Martorelli. Primo pallone. Un pallone alla larga sulla destra. Giudici, che è un po' che non si vede. Sì. Palla dentro. Attenzione qua, non dobbiamo prendere contropiedi su queste situazioni. Zuccon bravissimo nel disturbare e arriva Lepore che in tackle regala la rimessa laterale, ma non poteva fare meglio altro. quello. Anche Lepore sta iniziando ad accusare un po' di stanchezza. C'è tanta stanchezza nel Dai, su, vai. È un momento buono, dai. Di testa Martorelli, svetta, va a Zambataro. Poi Zuccon, palla per Dudu, un po' solo, in mezzo a 3, aspetta, Martorelli è da solo, vede Giudici che deve deve andare, cerca il cross, guadagna la rimessa laterale. In zona d'attacco. Facciamo respirare anche un po' la difesa perché gli ultimi 20 minuti, insomma, non sono stati leggeri. Striscione, qui via, non ce ne frega nulla. Dai! No, perché rientra Giudici, cross messa fuori di testa, combatte Zambataro, riconquista la posizione e la palla, Lepore, che preferisce... Dietro da Melgrati, ci poteva fare meglio perché ora... Però spazio adesso un po' il Lecco. Ci sta. Martorelli per Zeljak che imposta, Lepore sulla sinistra. Attende l'arrivo di Martorelli, uomo ovunque, il 17 bluceleste va a fiato, deve spenderlo. Vai, bello lo scambio con Dudu, poi il tocco per Buso, no, si è allungato troppo la palla, peccato. E poi Collu che richiama Buso dicendogli non ti lamentare, Bavavan. Buso che... Mavafan. Attenzione Zuccon, Bunino poi non sa vede, peccato. Però c'è anche chi era Stanga che teneva lì la palla. Attenzione qui a Zuccon, bravissimo nel far temporeggiare Sadele, gli porta via il pallone. Bravissimo Zuccon. No, Dudu. No, ma dai, però Dudu deve andare su queste palle deciso, cavoli. Poi Lepore a terra, grandissimo Ziglia che ammonito fa Ziglia, un rischio in tackle provvidenziale sullo scatenato Albertini che ne aveva saltati 2. Ragazzi, ce la meritiamo troppo, cazzo, sta partita, ce la meritiamo troppo. Meritiamo, sì. Calcio d'angolo, ma soprattutto per l'impegno, per il cuore, per tutto. Loro non si stanno meritando niente per andata e ritorno loro. Va Melgrati. Calcio d'angolo per il Cesena, si soffre. Angolo dalla destra, Chiarello, ma c'è Collu che adesso deve far vedere. Purtroppo ce l'abbiamo visto. Il problema è che deve fare Collu, deve far finta adesso di separare 2 uomini. Fate Chiarello, bassa, messa fuori. Non c'è nessuno per provare a ripartire. Ci prova De Rose, ma sparacchi in avanti un pallonaccio che finisce sul fondo. Rimessa dal fondo di Melgrati. Vediamo il recupero. Si soffre. 90esimo, vediamo quanto recupero viene concesso. 4 minuti di recupero. E poi, se non dovesse cambiare niente, saranno tempi supplementari. Abbiamo un cambio. Dai ragazzi, cambio ancora ce l'abbiamo noi. Loro li hanno finiti. Ma lo toglie Buso? Non so, dipende se ce la fa ancora. Bunino a terra, fallo. No, c'è fallo precedente e giallo addirittura per Martorelli.
Perché ha fischiato prima il fallo a Martorelli. Vorrei dire a Collu che ci sono i bagni allo stadio, a fine partita vada pure a... Sì, ma qui dai, salta, gli finisce un po' sopra, vabbè. Va per piacere. E questo è un giallo questo. Dopo che abbiamo visto i falli sulle ripartenze... Non lo leggo questo commento, no, meglio non leggerlo. 91esimo per Chiarello. Magni che corre un po' a vuoto qua nel portare a pressione. No, allora Magni, diciamo, delle ultime partite Buso ma è un motivo per cui Tordini, che sembrava averne ancora, non l'avrei tolto, scivola. No, che scivola, è stato strattonato. No, che perché ho visto andare avanti e ho detto qua non... Ma adesso stai zitto e ti becchi la munizione. Chi è questo? 10 Chiarello. Ferrante. Chiarello. L'ha tirato per la maglia. Chiarello, sì. Non si era visto, diciamo, benissimo dall'altro lato. Io sono andati un minuto e mezzo. L'unica cosa che spero è che nei supplementari arbitraggio normale quantomeno. E dai, cioè gli hai dato 90 minuti, basta. Martorelli intanto inquadrato, uomo a tutto campo. Va lungo, mette giù di petto la retroguardia del Cesena, prova Dudu, non riesce a intercettare Ferrante. Lepore prova a disturbarlo, non ci riesce, palla sulla sinistra, Giudici prova a chiudere su Mercadante, riesce la chiusura di Giudici e poi va in rimessa laterale. Ma dai, era diffidato Giudici. Sì. 4 ammoniti nell'Eco, 0 nel Cesena. Questo è un fallo, dai, che non devi ammonire al 92esimo, dai. Cioè. Ma è fallo soprattutto. La domanda è subito ha fatto, insomma, si è accorto che avrebbe ammonito e ha fatto come dire, cavoli, no. Fallo dalla tre quarti di sinistra. Andiamo in 3 all'eventuale finale. Se andiamo chi è questo? De Rose che batte. Però arriviamoci, dai. Ferrante soffrire questo minuto, attenzione che Cesena butta dentro la palla. Secondo me la scambiano, perché là sono 3 contro 1. Manca un minuto, poco più. Sì, un minuto. Poi saranno supplementari. Un minuto, diciamo che manca. Va Steven Spendi. No, la palla è verso il secondo palo, di schiena chi è? Martorelli su Albertini. Martorelli su Albertini, poi il cross, bene, Stanga, mette fuori, poi Buso combatte, cerca la ripartenza, siamo 2 contro 1, se la prende Buso, no, peccato, stavamo uscendo bene qua in ripartenza, sì. Tempismo. Dici proverei. Proviamo il colpo gobbo, dai, proviamo il colpo gobbo a 40 secondi dalla fine. No, che ce n'ha 10 punti penalità. Vediamo se abbiamo le forze per provarci o se temporeggiamo a questo punto per andare ai supplementari. Mi sa di sì. Ci sta? Sì. Ci sta. Ma io ho quasi il terrore che noi temporeggiamo per aspettare il rigore. Non perde palla Magnini! Madonna mia, Dudu che la perde. Porca, cioè andava libero sulla destra, no. Bravo Martorelli a recuperare, spazza, Stanga. No, sì, no. Non perderla. Non c'è fallo mai, niente, gioca il Cesena fino alla fine. Finita. No, gli fa fare l'azione. Sì, però il tempo è scaduto. Vabbè, però gli fa fare l'azione, figurati. Via. Adesso deve fischiare. Fischia! L'azione è finita. Palla nostra. Adesso fischia perché c'è la palla nostra. Si gioca finché non se ne è Cesena, cioè. Fine di questo secondo tempo, si va ai supplementari. Dai, intanto non sono andati in finale facilmente come pensavano. Allora, si va ai supplementari, il Lecco fa un'impresa, diciamo, perché bisogna andare a vincere. Nei 90 minuti abbiamo vinto 1-0, quindi adesso l'impresa è reggere sulle gambe per 11 per mezz'ora. Perché non abbiamo abbiamo un cambio da spendere, ma chi ti gioca? Però Lacti o Scapuzzi? Non so se hai visto le facce dei loro tifosi, insomma, un pochino ti viene, certo. Che sono tutti pensavate di essere già in finale, bisogna ancora sudarsela. Spiase, ma dovete sudarvela. Bisogna sudarsela come stiamo sudando noi, con merito. Andiamo ai supplementari. Si va ai supplementari. In questi supplementari, mister, quale può essere la cosa che conta di più a questo punto? Tenere sulle gambe. Difficile. Ma io ti dico, sono ottimista perché non li vedo più brillanti di noi, non li vedo, però non mi sbilancio, non voglio
Momenti di tensione qua in studio, in regia, giustamente, come saranno a casa per i tanti tifosi che ci seguono, come sarà a Cesena, al Manuzzi, per i lecchesi che sono scesi. C'è una tensione nelle gambe che poi non potevo secondo immaginare. me adesso hanno più paura loro, cioè come testa, no? Di essere arrivati comunque al 90esimo, aver perso 1-0. Non hanno fatto una gran partita loro, se andiamo a vedere. Hanno spinto, quando è entrato Saber ha cambiato un po' la partita. Sì, però noi gli abbiamo fatto il gol nel momento migliore, ma poi dopo non c'è stata quella spinta di andare a cercare il pareggio. È finita così? Ma è finita? Supplementari. Ha fatto 2-2 all'andata. Ah, già 2-2. Supplementari? Bravo, è vero, supplementari, mi sono confuso io, no? Supplementari, se 1-1. Cioè, se finisce 1-1 vanno ai supplementari anche loro. Facciamo un attimo di pausa adesso o tiriamo? Non so, Fausto. No, lo chiedo perché bisogna muoversi un attimo. Esatto, bisogna muoversi un attimo. Perché fare un po' di stretching. Tanto lo stanno facendo giustamente anche qualche massaggio. Posso lanciare un messaggio a... Penso anche alla Juventus e al Milan. Quel ragazzo qua inquadrato. Zuccon. Ma Zuccon sarà nel mirino delle grandi squadre. Ci vediamo un break e torniamo per seguire insieme i supplementari, ragazzi. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Sei un piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blucelesti. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Mamma mia. Rientriamo in studio con 30 secondi e subito Cesena in attacco dal calcio d'angolo, colpo di testa e la parata centrale di Melgrati. Non ho visto chi è andato a colpire di testa, non so se mister tu sei stato in grado di capire. Mi sembrava. Il 9? Ferrante? Può essere.
siamo... Recuperiamo palla sulla tre quarti, la gestiamo. Adesso naturalmente salta un po' tutto in questi supplementari. Bunino di testa anticipato. Per la messa giù da Girelli, era sì? No, Girelli è uscito. Sì, Martorelli. Zuccon, adesso Zeglia per Stanga, Giudici, sbaglia il tocco. Bravissimo Stanga a uscire, però lascia lì il pallone, quindi c'è ancora il Cesena Mercadante, palla dentro per Steven Spendi che attacca Stanga, Steven entra, deviata, fuori Saber, ancora arriva, chi era? Bunino addirittura forse. Poi il cross lungo, Zambataro attaccato, non riesce a tenerla Zuccon, la palla fuori, conclusione non deviata. Partiti meglio loro. Sì. Noi mi sa che dobbiamo cercare di spendere il meno possibile. No, il colpo di testa era di Saber, mi è sembrato. No? Non sono riuscito a vedere. Ragazzi, che agitazioni. L'Oro Gel Stadium, gremito oggi, fatto l'incasso, che attenzione però l'Eco che perde palla sulla tre quarti, prova ad entrare in area, arriva, che rischio, perché è arrivato Martorelli a un po' stanchi recuperare. adesso, cerchiamo un po' a uscire, vediamo un Bunino che ci va, ma in netto anticipo Silvestri. Bunino è uno dei pochi freschi. Sta andando un po' su tutti. E lui e Martorelli, adesso Martorelli sta correndo come un matto e sta Mattorelli ed è entrato anche benino, devo dire. Il problema è che Giudice secondo me è cotto, cioè, speriamo che faccia un po' come l'andata, però diciamo che è proprio stanco. Ma infatti io pensavo togliesse all'inizio Zambataro per mettere Martorelli sulla fascia. Il Muso che ti ha già fatto capire che i crampi non so se è a mezz'ora, per quello che secondo me aspetta anche un po' a cambiare. No, ma il capitano adesso si sacrificherà. Non puoi giocare in 10 su un campo così, devi stare attento a fare il cambio. Vai Stanga, lunga. Se lo tiene il cambio probabilmente per Buso. Proprio nel caso di necessità. Martorelli combatte, dai! No, di un pelo non arriviamo. Adesso siamo molto più stanchi noi. No, siamo veramente con l'acqua alla gola noi, siamo cotti. Non so se possono bastare, c'è ancora le energie nervose. Poi Zambataro. C'è ancora troppa partita. Qui non ce la fa neanche Zuccon, poco lucidità. Attenzione, arrivano. La nostra tre quarti arrivano un po' da tutte le parti adesso. Ribattuta, Lepore i soldi sono soldi. Qui guadagniamo la rimessa laterale? Sì. Dov'è Bunino? Calcio d'angolo di Tenda. Il problema è che adesso però poi dopo facciamo sempre più fatica a uscire. Ma è quello che dicevo, forse noi saremo noi adesso a puntare i rigori. Adesso devi puntare i rigori. Un contropiede rigori. Quindi potrebbe anche mettere un Lacti al posto di Buso. Ma secondo me togli Buso. Non l'ha ancora messo è perché. Però togli Buso che tira, è un tiratore forse di rigori. Senza dubbio bisogna capire se sta bene o no. Se stanno bene, perché poi il problema è che lì sono tutti in panchina e noi non è che sappiamo tutte le loro condizioni. Zeglia che intanto sta bene, mette pezzi dappertutto. Col carico del giallo, col carico del giallo c'è Zeglia che sono obbligati a fare un partitone, non è che c'è un'alternativa. Lo siamo ancora in piedi, lo stanno facendo da 99 minuti. Sì, partita eterna questa che poi vabbè, anche Pescara, mi sembra che anche Pescara e Foggia siano andati ai supplementari, 96esimo grande dispendio per tutte e quattro le squadre, qualunque saranno le finaliste, chiunque sarà a trovarsi poi in finale. Buso qui ha mollato, è Giudici no, ha mollato proprio il conto. Ma Dudu che fine ha fatto? Non lo so, è da qualche parte lì che va. Dudu si sta nascondendo, cioè uno che è dei più freschi si sta nascondendo clamorosamente, cioè oggi è entrato male. Ma io lo temevo perché io Tordini l'ho detto non l'avrei mai tolto. No, Tordini no, assolutamente, perché pensa come ti faceva anche ma anche Tordini a centrocampo da fermo ti inventava qualcosa. È che non riusciamo mai a proporci neanche per andare a prendere magari a tenere un angolo, palla, una punizione, no? Al limite, cioè. Poi anche qua loro
ci sono. Adesso usciamo bene, ma tocco sbagliato, poca lucidità qui. Ma tra l'altro, signori, di Ziccon che non ha sbagliato un pallone in quasi tutto il campionato. Rincorre in faccia. No, ma non fischia neanche! Ma non fischia neanche! Foschi imbestialito! Giustamente. Foschi imbestialito! Mercadante va, Christian Spendi, arriva Zeliak. Ma lei ha tirato una gomitata volontaria in faccia! Chiamare il VAR. E chiama il VAR? Si va anche a scusare, ma vai a quel paese! No, è rosso, non ci sta, non ce n'è. Vediamo se usano il VAR. Non ce n'è, è rosso, signori, ha guardato Buso e gli ha tirato una manata in faccia. Non esiste. Chiarello? No, è il 20, De Rose. Ma dai, ma non puoi non andare al VAR. Ma no, ma non c'è niente da guardare, c'è il VAR, deve chiamare e dire espulsione, fine. A questo punto speriamo che vadano. Ma cosa vuole questo rompiballe? Ma vai! No, dai. No, niente, si continua a giocare. Ma cos'è sta vergogna? Ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba, signor? Ma ragazzi, ma un rigore inventato all'andata e un'espulsione così nel recupero, dai! Ma non esiste, ma poi davanti a tutti, cioè, ma uno delle gomitate più visibili mai viste. Tra l'altro le immagini, ma ragazzi, l'immagine che avrà visto la stessa nostra, chiarissima, è una vergogna. L'ha vista tutti. Ha guardato Buso in faccia e gli ha tirato una gomitata dritta. No, niente ragazzi, non c'è, ma è così, non possiamo. Il VAR, prenditi il VAR. Rigore all'andata che non c'era ed espulsione non data qua. Niente, vabbè, è così, E quelli del Cesena che vanno da Buso ad abbracciarlo e tutto, ma andate a quel paese. Io non ho più ritorno qua. Qua un'altra gomitata sulla nuca di Bonino, ma vabbè, ma tanto loro possono fare tutto ormai. Loro possono fare tutto adesso. Ve l'ho detto, è così. Allora, intanto c'è cambio nel Lecco. Ma no, esce Cioffi. Ma ce n'è un altro, c'era un altro nei supplementari, quindi. Sì. Loro avevano finiti nei 90, sì. Mustacchio posso anche dirti però, cioè una squadra che non protesta per una roba del genere. No, ma ha protestato, ma non hanno protestato, ma devono accerchiare l'arbitro e non mollarlo per minuti. Ma tanto non ti fischia niente. Fa niente. Cioè, è inutile, perdi dispendi. Mattorelli per Dudu, vai, combatti e guadagna la rimessa in zona d'attacco, dai ragazzi. Mattorelli che si cacchia perché pensava che sperava in Dudu. Clamoroso però. Ma non ce l'ha data. L'ha tirato addosso. Fallo? No, non ha dato fallo, incredibile. Zuccon, Martorelli. Però attenzione che qua prendiamo un bruttissimo contropiede, un 3 contro. Lascialo andare, arriva Martorelli, lascialo andare, bravo Martorelli. Spendi, va Zambattaro su Albertini cerca il fondo, su di lui Zambattaro che non molla! Bravo, vai! E ancora! Non mollare! Dai che ripartiamo adesso Buso, a sinistra con ci sono davanti Bunine e Magni. Dai Buso! Va! Ancora! Giallo! Su Sabe. E protesti! Ma stai zitto! Che eri espulso perché eri già ammonito in partita. Saber era già stato quello che aveva fatto il fallo a centrocampo, che doveva essere ammonito. E ti lamenti anche! La tenuta netta qui, Buso. Ladri! Crampi ancora Buso, perché ha fatto il scattino qua. Però qua se n'è andato. Sì, però mi sa che l'ha pagato un pochino. L'ha pagato un pochino. Dai ragazzi, che non molla. Dai, seglia di testa. Peccato che non c'è il silver goal magari. Restiamo avanti quantomeno, centesimo, se ne sono andati 10 dei 30 di supplementari. È ancora lunghissimo. Lepore. C'è Stanga sul secondo, Magni, palla dentro, Stanga, appoggia fuori a Martorelli. No, brutta palla di Martorelli. Però ancora Lecco che tiene via l'azione. No, il giudice non ce la fa più neanche il giudice. 2-1, Pescara che torna in vantaggio. Giudici non va. E fai rivedere questo? Ma vai a quel paese anche te Eleven, dai. Hanno fatto vedere chi era
Silvestri, mi pare, Silvestri che ha abbracciato Buso. per il collo Buso che gli toglie il braccio dal collo. E perché lo fai rivedere? Perché volevi la munizione di Buso? Dai, che schifo. Tra il rigore dell'andata e quell'espulsione qua è stata tutta la partita di Corsu, ma tutti i playoff, Corsu, come diamine si chiama. Tutti i playoff sono stati da un punto di vista, ma anche applicando il VAR, però a Pordenone non l'hai sentito tanto. Forse più all'andata. All'andata c'è stato quell'episodio che lascia perdere. Ma qui tra andata e ritorno episodi secchi e netti, palesi. Cioè neanche l'hanno fatto andare al VAR a rivederlo. Mercadante va sulla linea di fondo, non arriva, linea di fondo per Mustacchio, che adesso sta giocando da interno di sinistra di centrocampo. Foschi che impartisce ordine ai suoi, che stanno andando ben oltre. Sì, stanno andando ben oltre, il cuore. C'è poco da pensare qui, ormai c'è da buttare dentro tutto quello che si ha, no? Ragazzi, lo stiamo facendo alla grande. Quello che adesso io vedo si può criticare tutti perché entrati bene, entrati male, ma signori, ma cosa stanno facendo sti ragazzi? No, assolutamente. Contro tutti e contro tutto. Vai Dudu, ma non ci arriva Gunino? No, non l'ha tenuto. No. Dudu, perdi un po' di tempo. Quasi finito il primo tempo supplementare. Diciamo che allora, grande partita del Lecco, ma stai giocando contro Cesena, che è una squadra forte, ma anche contro gli arbitri, perché comunque veramente gli arbitraggi sono a senso unico. Cioè qui si va oltre il lamentarsi, sai, tipico anche un po' magari l'essere anche tifoso, no? Che dici no, ma qui è clamorose le decisioni. Ma episodi veramente palesi. Attenzione. Bella lì, Stanga, bravo. Andava dentro. Di Nunno sarebbe entrato con la motoretta oggi. Ma Di Nunno oggi gli avrei dato la mazza chiodata, mica il bastone. Anzi, mi facevo portare in campo col figlio e che lo ammazza il figlio. Allora Enrico dice sta superando Collo, Fiero di Pistoia e Scatena di Avezzano. È una bella lotta, ma quello che emerge è che tutti i playoff sono così. Il conduttore dei playoff. Attenzione, angolo da sinistra. Martorelli non benissimo, neanche male secondo me. No, è andato benino. Sta facendo il suo. Grande Melgrati che esce quando deve, perché qui serviva. E intanto qui vabbè, rimessa laterale per il Cesena che rimane davanti, manca un minuto alla fine del primo tempo. Non penso che ci sarà. No, non lo darà alla fine di tutto, se lo dà. Sì, lo dà alla fine. Dipende, se il Cesena è avanti lascia andare. Attenzione, si gira bene il Cesena, cross dentro, Giudici! Non la tocca nessuno, non la tocca, va sul non fondo. inventatevi calci d'angolo, no. Protesta Mustacchio, ma Mustacchio, come si chiama? Mustacchio. Ma non c'è. Eccolo che arriva finalmente giallo. L'ha mandato palesemente a quel paese. Quando li insultano li ammoniscono sempre. Può essere di parte quanto vuoi, ma quando c'è l'insulto all'arbitro non se lo fanno passare. No, 100 minuti per il primo giallo, poi adesso arriva il secondo dopo 104. Sì, ma appunto, quella gomitata là, ma neanche il fallo ha fischiato. Ma se vai a rivederla con il VAR, cosa vedi? Cosa guardano? Ma poi se lo prende bene sulla tempia lo stende, non è arrivata l'immagine a Lissone. Gliene ha mandata una vecchia. Passato uno davanti. No, sai che adesso con l'intelligenza artificiale la puoi cambiare. Uno davanti, in quel momento non hanno visto. Zeglia che tira su un campanilaccio, vecchia scuola. Adesso fase di gioco brutta onestamente, ma dai, Dudu, combatti. Un minuto di recupero. Giudici si accontenta, un minuto della rinascita laterale, vediamo se chiudiamo avanti. Gamba altissima qua, meno contropiede. Niente. Neanche gamba tesa. Vale tutto. vale gamba tesa. No, però veramente lì, il placcaggio nel primo tempo, metà campo. Ma lì ti cambia perché lì giocano 25 minuti in 10 dopo, 25 minuti, cos'è? Sì, è subito. Fisicamente è devastante. Poi De Rose è uno dei due perni a centrocampo, quindi no, Dudu, cacchio, dai Dudu, datti una svegliata. Dudu non si è più visto veramente, onestamente male. Ma non combatte neanche, noi ci aspettavamo molto perché era entrato bene. Attenzione a Steven.
Zuccon che recupero. No, sta tutto pulito. E non so perché l'ultimo tocco di spegno. È finita. Fischiato. Fischia. Fischia il primo tempo supplementare, che sofferenza. Dai ragazzi. Dai. 15 minuti in cui può succedere qualsiasi cosa, dopodiché, qualora non succedesse, sarà lotteria dei rigori. O qualcuno dice non è una lotteria perché devi saperli tirare. Ma soprattutto quello che mi chiede, ma cambi basta? Che è successo? Abbiamo deciso di non dare più cambi? Secondo me, come ti ho detto prima, sta aspettando Buso per capire, non vuole toglierlo, ma vedi, quello che lo sta massaggiando è Alessio. Bassa il Lecco, scuole chiuse a Napoli. Perché? Non lo so. Ragazzi, è meglio andare ai rigori. E che non c'è, no, il problema non è non andare ai rigori. Sarebbe meglio mai andare ai rigori. No, il problema è che vincerla prima. No, il problema è che non ce la facciamo veramente più davanti. Fatichiamo. Allora, in questo secondo tempo supplementare non siamo mai riusciti a costruire un'occasione. Ma nonostante Bunino un po' più, però Dudu purtroppo è entrato male. Zambataro crampia. Era l'unico, allora adesso Dudu era fondamentale perché era l'unico che poteva fare un po', diciamo, lo spaccapartita, nel senso prendere palla, andare. Non c'è e si perde. Vittorio firmo col sangue per i rigori. No, ma aspetta. I giocatori del Cesena vanno a lamentarsi con Collo per la munizione di prima. Sì. Ma dai, che siete stati graziati, c'era un'espulsione grande quanto il Manuzzi, cioè. E a Lecco via 11 febbraio chiusa al traffico. Scapuzzi. Detto Scapuzzi. Sì. Ma in panchina sono tutti rotti e più o meno. Più o meno. E chi è uscito? Non si vede, non si è ancora visto. Buso? O Zamba che Zamba però era dentro, corricchiava verso dentro il campo. Dudu? No, Dudu adesso viene tutto, però secondo me è uscito Buso. No, Buso che ha dato tutto. Buso c'è. Chi è uscito? Ci sarebbero 2 cambi ancora, sì, perché poi c'è una. No, però forse avevi una finestra sola, devi farlo adesso? Non so se fuori Buso perché noi un cambio ancora l'avevamo. Beh, penso che però sia una finestra in più e così si va ai rigori, ragazzi. Uno in più. Non so se dovevi farli, secondo me, però tutti e due adesso. Finestra, secondo me. Sì, anche secondo me. Il voto della barba vale sempre, chiede Walter, sì. Ovvio. Cominciamo ad arrivarci, poi ne parliamo. Ancora lontano. Però comincia il secondo tempo supplementare. Ma come lo iniziamo però? È tutto alla Zeman, quasi, un po' alla Zeman, come faceva anche quando era il suo fidato o fosse detto per un quarto d'ora nascondetevi, riposatevi e adesso date tutto. E adesso ne abbiamo ancora, ma sarebbe bello pensare che ne abbiamo ancora. Però davanti hai Scapuzzi, Burino e Dudu. Ti dico e in più hai Martorelli a centrocampo. Però in questo momento abbiamo che sanno battere i rigori così a naso, bene. Lepore, Scapuzzi, penso di sì, Zuccon, però li abbiamo. Bunino, Dudu tira quello decisivo. Però era il rigorista. Dudu tira il quinto. All'inizio dell'anno era lui il rigorista. Dudu tirava il primo e il quinto. Giudici? Sì, giudici. Poi peserà anche la stanchezza, chiaro. Sì, poi come diceva, non mi ricordo chi può subentrare anche altro, la paura, sai, cioè, sono tante le emozioni. Come Inzaghi ha raccontato che lecito, a Manchester Inzaghi ha finto un crampo per non tirare i 5. Sai, bisogna essere nella testa del giocatore. Non gli ha messo le ciabatte subito. No, cacchio. Zuccon è diventato imprecisissimo. Ma ci sta, E il peccato è che stiamo provando. Ecco, Medintocchi un'altra variabile cita: non siamo abituati a tirare i rigori davanti a 20.000 spettatori. Io ricordo l'ultima volta. Può essere un fattore, purtroppo. Signori, l'ultima volta che abbiamo tirato. Dai che recuperiamo palla? Zambataro per Bunino che può girarsi bene. Bunino si gira, la palla per Zambataro non filtra, ma c'è ancora Scapuzzi. Vai Scapuzzi. Dai, bella la palla per Martorelli. No! Spara alle stelle Martorelli, che non gli pareva vero di poter tirare quel pallone lì. Che era bella anche la posizione. No, io sinceramente l'ultima volta che ci siamo giocati qualcosa ai rigori, 4 rigori tirati e 4 sbagliati. Lecco? Era finale di Coppa di Scudetto con l'Avellino. Sì. E ha sbagliati tutti. Quindi un po'. Qui purtroppo Martorelli aveva tutto il tempo di calciare perché non aveva uomini davanti. Poi aveva anche lo specchio. Dai!
Recupera palla, Scapuzzi. Allora, primo tempo l'avevano iniziato meglio loro, secondo Zuccon. noi, supplementari. Vai Zuccon, vai, bello il pallone per Scapuzzi che va. Cerca almeno la deviazione, cerca qualcosa, il fallo non te lo dà. E poi fa fallo. Sì. No, Beh, ha fatto bene. Qua ha fatto bene perché però qui ci stava, nel senso. Si è un po' lasciato andare poi da terra per non prendere. Però cerca prima cerca il cross e la deviazione. No, doveva muoversi un po' prima, sì. Poi lì si è un po' perso. Però mi pare di poter dire che abbiamo cominciato meglio noi, ma è quello. Magari loro un po' di stanchezza adesso iniziano a si dire. Magari è Lecco che veramente ha detto sopportiamo un quarto d'ora e vediamo come va. Loro ci è andato dentro e vediamo adesso. Martorelli Dudu, niente. Bonino pressa, Cesena che imbastisce con Albertini. Lepore preferisce aspettare. No, che pollo Zambataro. Ferrante da terra, ormai palla che carambola fuori, invece no, Ferrante mette il piedino e va su Zambataro. Grande stacco di Zeliak, però ancora Mustacchio, pallone dentro, Lepore e poi Zambataro. Lepore partita monumentale anche stasera, lo vogliamo dire. Fallo su Bonino. C'è. Osi anche lamentarti, ma osi, ma veramente, ma la vergogna sapete cos'è? Cioè, osa anche lamentarsi, dai. Che sofferenza. Sempre. Vai Dudu! Numero di Dudu, poi il secondo uomo lo ferma, ma c'è Zuccon che tiene viva l'azione, poi Martorelli, bravo il 17 che se ne Martorelli è entrato bene in questa partita. Zambataro, bello il tocco per Scapuzzi, dai, fai qualcosa da Scapuzzi. Palla per Giudici, lui al piede, la deviazione. Ragazzi che ci dai, Scapuzzi è entrato bene in partita. Giudici crampi per Giudici, porca miseria, quando ci sta. Resistere. È entrato benissimo in partita Scapuzzi, che fa un po' quello che faceva Abuso, da lì da sinistra cerca di accentrarsi anche per lui, ce l'ha il destro anche da lì. Due palle trovando i liberi compagni per calciare, prima Martorelli poi Giudici. Soprattutto è stato pescato bene però, Chi? Scapuzzi. Sì. Tra le linee l'hanno infilato bene. Lepore che va a incitare i nostri tifosi, Lian Manuzzi, e il guardalinea cosa gli dice? Cosa vuole? Dai. Cosa vuole? Secondo me ammonisce Lepore per incitamento alla violenza. Per incitamento ai propri tifosi. Dai, Steven Spendi. Ormai è spaventato. Steven Spendi di testa. Sai che è un bel autogol. Bello. Bonino! La cicca Bonino e non riesce a tornate. Dudu stai sul portiere. Mannaggia, c'era. Cazzarola, c'era. Se forse gli sono saltati davanti e lui non se l'aspettava, gli è arrivata un po' bassa anche forse. Grande Lepore ovunque. Stanotte me lo sognerò anche Lepore stanotte. Qua vediamo. Là ce l'ha proprio cercata. Però era difficile, era difficile buttarsi un po' in avanti forse, andare in anticipo e girare, però era difficile. Onestamente era molto difficile questo. Però. Anche perché per cercare di andare in anticipo davanti gli saltavano, quindi però diciamo il secondo tempo supplementare molto meglio noi. No, perché all'inizio io ho detto puntiamo i rigori perché non ce la facciamo più. Non ce la Cosa ha fischiato? Fallo su qualcuno. Su Cegliento, che ogni volta che finisce a terra è fallo, a prescindere. Attenzione De Rose, cross, vai, Melgrati che abbranca, facile. Aspetta, non ce ne abbiamo per andare in contropiede ormai. Oh ragazzi, non l'abbiamo ancora, quello che sta vedendo la foto adesso, ragazzi, quello che stava inquadrando Melgrati, signori, oggi secondo tempo è salito in cattedra, ha salvato ancora una volta il risultato. Che nei tempi regolamentari. No, secondo tempo dei tempi regolamentari. Pensavo. No, al primo tempo abbiamo giocato meglio noi, secondo ha avuto le occasioni il Cesena migliori, ma Melgrati superlativo.
Primo tempo supplementari meglio il Cesena, secondo tempo meglio noi. Ce lo Dai, Zammattato la mette giù. Che sembriamo averne anche un po' di più. Ha paura di andarsene, ci riesce, lo scambio, bello, la palla dentro, non arriva Dudu che poi forse anche fuori gioco, non riesce Scapuzzi, poi non riesce Zuccon, sì, Martorelli, Zuccon, vai, palla per Bunino, non sa bene cosa fare, Bunino cerca di... Un'altra spinta Bunino in area di rigore non sanzionata, da rivedere, ripartono in contropiede, vuoi che vadano a rivedere? No, infatti, no, noi rivedere, però non ce la fa neanche far rivedere Eleven. Non ce la fa neanche rivedere. Attenzione! Zeljak! In angolo, chiude in angolo. Ce la fate rivedere per cortesia Eleven? No, non ce la fate rivedere. Io metterò il santino di Vedran Zeljak sul comodino a dire proteggimi sempre. Sì. Nelle foto che sono arrivate di Matteo c'è il tuffo di Melgrati stupendo sul tiro di Mustacchio che ha baciato anche il pallone, ma voi siete già in finale, cioè, lo sai che sei già in finale, quindi perché baciare il pallone? Angolo dalla sinistra, 114esimo minuto. Palla che andrà scodellata dentro, sì, non c'è nessuno vicino, poi Ciliento. 114esimo, l'arbitro va a parlare con i giocatori e Ciliento che stava strattonando. È da rivedere, perché Bunino è finito a terra dopo un bello spintone. La battuta alta, palla dentro, Melgrati nelle braccia sicure di Melgrati, dai che facciamo ripartire Magni? Chi è? No, ci ha provato Melgrati a partire veloce, non c'è riuscito, poi combatte la grande Martorelli, riconquista un pallone. Ma cos'è? Martorelli che è entrato come un gladiatore in questa partita. Ma non esiste sto fallo. E tra l'altro altra punizione importante perché non ce l'ha fatto neanche rivedere purtroppo quell'azione del rigore. Ma non contiamo niente, cosa devono far rivedere? Cioè non meritiamo neanche di un replay. Vabbè, niente. Ma è fischia fallo a noi. Martorelli che ha la maglia di 3 taglie diverse praticamente. Cioè. E c'è da soffrire il 115esimo, adesso Cesena che si riaffaccia in avanti, calcio di punizione concesso da Collova. Sempre Mustacchio, va la battuta dentro di testa alta. Alta, fuori, dai ragazzi, che si può ancora creare un'occasione per andare a vincerla questa partita prima. Tra l'altro, sti maledetti rigori. La partita della Roma, che è in finale di Europa League, ai rigori, occhio, perché quando Melgrati, se Melgrati ne parerà qualcuno, basta che ci sia il piede leggermente staccato dalla linea, lo fanno ritirare. Quindi, ecco, ci siamo già capiti. Fischia il rigore sul rigore. Cioè, noi siamo esperti perché cose fantascientifiche. Attenzione, siamo esperti perché il fuorigioco su calcio di rigore nel playoff di ritorno col Mantova ce lo ricordiamo tutti. Sì, meglio non ricordarlo stasera. Chiude bene Martorelli ancora, poi allontana. Stanga. No. Stanga, ma sono entrati bene tutti, sì, ragazzi, stasera. Forse Dudu quello che è entrato meno bene. Che corricchia lì per il campo, ma non usciamo in pallone. Vabbè. Dai Dudu, vai in pressione. No, niente. Fai una cosa da Dudu. No, ma dai, vai, chiudilo. Vai almeno, corrigli dietro. Ma sembra stanco Dudu. Ma che minuto è entrato Dudu? Ma è stanco. Stanco di natura. Scusa, ma oggi lui non doveva essere lì oggi. Doveva entrare. De Rose, attenzione, palla dentro. Dudu, sì, questa volta la allontana, ma solo per un attimo. Palla fuori. Bel tiro, finisce fuori però per fortuna di non so chi ha tirato. Eccolo qui, Mustacchio. Mustacchio ha preso un po' il posto di Adamo sì. Come regista laterale, diciamo così, del Cesena. 3 minuti. Sì, qua laterale. Giudice non ce la fa veramente più. Crampi ancora per il capitano gladiatorio anche oggi, poi un po' calato giustamente, ma cosa vuoi dire a questi ragazzi oggi? Veramente no, ma Dudu è l'unico un po' frufru. Cioè, ma se io vi avessi chiesto dopo la quarta giornata, quando è stato esonerato Tacchinardi, quarta, quinta, io avevo pensato qui andiamo giù a piombo in Serie D. Ragazzi, 9 giugno
Cazzo, il giorno è oggi, l'8 giugno, non so mai che Ma l'8 giugno? L'8 giugno non sapevo saremmo stati in una semifinale di ritorno. Ma l'8 a un passo dai giugno rigori. non so neanche quasi che si gioca ancora calcio io l'8 giugno, di solito è già finita. Noi di solito ma infatti il playoff, ma quando mai Ci sull'atletica, sulla corsa campestre, non so. Ma infatti io con l'Ancona dopo mezz'ora ero già lì a dire, ma non un anno solare. Quasi bravo. Sì, sì, perché poi ma io mi ricordo, finiscono a fare una settimana. ma io ragazzi, quando ripenso, qua dai, trattenuto non c'è, però c'è la messa laterale, uno dei due c'è. No, ma se la lasciano uscire loro, però non penso, perché sennò sono scemi. Però io se penso al gol di Eusebio con la Virtus Verona, penso che sia la stagione scorsa, cioè per dire, no? Certo, all'inizio del campionato. Quando abbiamo pareggiato 2-2 a Verona col gol, era 2 mondi fa, non so come. Cioè veramente sembra una stagione fa, sembra l'inizio della stagione scorsa, neanche la stagione scorsa. Zammataro per Bonino, dai, altra rimessa laterale, quantomeno stiamo rimanendo lì adesso, Loro che potrebbero in teoria provare a spingere per pressare, invece stanno. No, Buso è uscito, ragazzi, per Scapuzzi, che ha impattato bene, poi mamma mia, Dudu. Adesso siamo un po' stanchi, ragazzi. Dudu, mamma mia. Diciamo che allora è dura dire. No, da Magni e Bonino ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Però Bonino si è impegnato, Dudu, ragazzi, cioè Dudu un po' corricchia. Dudu è difficile dire, cioè oggi quando dici no, tutti si sono impegnati, sì, però Dudu cazzo, faccio fatica a promuoverlo. Oggi sì. Tanto questi fallo di mano, sì. 118esimo, poi sarà, chissà quanto recupero darà, 2 o 3 minuti darà di recupero qua. Ma chi è questo? Stanga. No, Scapuzzi, scusa, Scapuzzi. È talmente vista, non sapevo neanche che faccia c'ha. La prima volta che lo inquadrano così da vicino durante la stagione. Scapuzzi. Manca un minuto, attenzione Saber. Palla dentro, sul fondo, fallo su Zambataro non fischiato, via sta palla. Rischiando un po' anche. Giudici, a campanile. Poi però potremmo uscire. Potremmo uscire. Dai, Bonino. Fallo, netto. Fallo! Non si fischia più niente. Va Ferrante dalla destra. Ferrante, palla dentro. Parata di Melgrati super Melgrati. Cosa fa Melgrati? Cosa fa? Cosa fischia? Cosa ha fischiato adesso? Finita? No, non è finita. Cos'è? Cosa fischi? Un rigore? Cosa è fischiato? Sono tutti a terra comunque. Qua? Mano di Albertini. Se l'è tirata sulla mano. E poi sì. Quindi è rigore. È rigore per il Cesena. No, è rigore per il Cesena, mano. Visto l'andata. Non dagli strane idee. No, vista l'andata. Che questi mano. Visto l'andata, potrebbero dargli rigore così anche a loro. Recupero? Non si sa. Zero penso. No, secondo me non dà. Dudu di testa. Bonino, dai. No! Poteva essere ma che molle così, è finita. Poteva essere ragazzi, saranno calci di rigore. Ci piaccia o meno, abbiamo fatto una grandissima prestazione, ragazzi, complessivamente bravi, ve lo dico, bravi. Ai calci di rigore già tanto si riusciamo a arrivare in porta col pallone. Vediamo. Peccato, perché sarebbe stato possibile magari anche di Riffa di Raffa chiuderla prima, ma vabbè. Andiamo ai rigori, ragazzi. E vediamo se riusciamo a darci una possibilità di andare a sfidare non so chi. Pescara o Foggia? Pescara mi sembra. È finita? No, 2-2. Quindi rigori anche loro. Finita? Qui sono indietro rispetto a adesso. Il tempo scorre a Pescara, scorre più lentamente. Cioè, no, è che scusa, c'è il fuso del 5 minuti di fuso orario. Perché secondo noi siamo a Romagna, loro sono nelle Marche, hanno Abruzzo, che è Pescara Abruzzo. È proprio poco dopo le Marche. No, ma l'Italia quindi c'è il fuso. È un po' inclinato. È per così. Ci sta. Capanella Tornafoschi che dà indicazioni, ovviamente starà ringraziando i giocatori, ce ne avete fatto comunque qualcosa di straordinario. Ragazzi, ma posso dirti, a testa alta a calciare questi rigori, ragazzi, a testa alta. Ragazzi,
Più di così, veramente, io ti dico, più di così non avrei mai sognato, anche stasera. Anche stasera io ti dico cosa puoi dirgli fare, cioè... Si va ai rigori. E vediamo chi li va a calciare adesso, ragazzi, perché... Scapuzzi sicuro. Sì. Lepore sicuro. Ma l'ultimo Bunino 3. No, ma l'ultimo sarà Magni, cioè Martorelli. L'ultimo Dudu. Secondo me è l'ultimo Dudu. Vado a naso, perché era il primo. Era uno dei primi rigoristi di lui. Non lo so, però è un po' stanco anche sui giudici non se la sente, secondo me. Ho capito, ma qua cosa conta di più secondo te? Cioè, la gamba, l'esperienza, la determinazione, il fatto che il fatto che quando il mister chi fa il primo non ti vai dietro lì. Tutti testa. No, adesso a parte gli scherzi. Loro fischiettano. Lepore, giudici, secondo me lo calciano, se la prendono questi. Giudici non lo so, fatica a camminare. Però dopo se si va poi dopo. In regia tensione, sì, anche perché i rigori dell'altra volta contavano per lo scudetto, ma dici vabbè, Fausto non lo devi tirare, lo scudetto è peggio. Facciamo tirare uno a Fausto, però. Vuoi tirare uno? Ma non lo tira Melgrati magari, non so. Vabbè, se andiamo avanti a oltranza, ragazzi. Allora, Vittorio suggerisce Lepori, Zuccon, te non guardare prima. Ora è solo personalità, sono d'accordo. Cosa fai, stai qua, vedi? Massimo, non li guardo, mi regolo in base alle vostre urla. Poco fiducia sui nostri ragazzi di rigore, tirate fuori le palle qua e forza Lecco. No, chi ha scritto tirate fuori le palle? Ardite. Ecco. Hanno già tirato fuori adesso. Hanno già tirato fuori non le palle, di più. Cioè hanno fatto qualcosa che signori, ma signori, ma forza ragazzi, senza paura, Luisella. Qua ci si scalda come si può per questi rigori. Parlottano giudici e sotto che curva andranno? Chissà perché di là. Dai bagai. Non ci hanno stritolato per nulla. Ma no, ma loro sono già chi è che. Dai ragazzi, che se c'è una giustizia, Enrico, loro sono già in finale, vai tranquillo, hai già il risultato all'andata. Allora vedo Lepore, Zuccon, Stanga, Martorelli. Indovina dove vanno a tirarli? Se si sta mettendo di là non resta. Zamba. Mi era abbastanza. Attenzione, c'è l'espulsione col VAR. C'è l'espulsione di De Rose, attenzione. Scusate, il VAR mi ha detto che 35 minuti fa forse dobbiamo ripartire Noi ridiamo e scherziamo perché dobbiamo stemperare, ragazzi. La partita d'andata non c'era. Scusate, ci siamo sbagliati. Come si fa? Ci siamo sbagliati. Rifo, ragazzi. Ragazzi, applausi per questi ragazzi che ci hanno fatto sognare fino a giugno inoltrato, Vada come vada, adesso vada come vada. Tira Bunino. Tiriamo prima? Tozzo va in porta, cominciamo noi con Zeliak. Mamma mia. Vai Zeliak che sei un grande. Veda, mamma mia. Io non so come mettermi, signori, non so come mettermi. Zeliak contro Tozzo. C'ho paura. Dai Zeliak, hai fatto una grande partita, vai Zeliak. Ricordati che sei un grande. Dittelo zitto dentro di te. Zitto. Impeccabile la trasformazione di Zeliak che va con un rasoterra, spiazza Tozzo. Perfetto. Gol. Perfetto. Non sa 0, non sa fare i passaggi filtranti, ma sa tirare rigore. Con freddezza glaciale Zeliak a coronamento di playoff. Io ho detto tirano scaldabagni sotto la straordinaria crociata. Che è? Attenzione che vedo un velo di paura, lo vedo sul volto di Chiarello. No, è lui. Sembrava Chiarello. Melgrati si muove. No, è Mercadante. Mercadante. È
Adesso c'è Collu. Melgrati fa impazzire Collu adesso. Scusa, non può muoversi, basta che sta dentro la porta. E dentro la porta si muove, l'arbitro va a rompere le scatole, vabbè. Ma minchia, caga cazzo questo. Sì, diciamolo di sì. Dai. È per quello che ti ho detto, se lo para adesso glielo fa rifare. Non fatti prendere così, ma sì, non mette difficoltà. Se lo para adesso glielo fa rifare. La faccio da morto questo qua. Mercadante la vedo un po' così, vediamo, va col mancino contro Melgrati. Un po' dritta come spiazza. Bello. Un po' centrale, spiazza ma segna. Bello. Spiazza un po'. Rimane un po' lì fermo Melgrati. 1-2. Cioè 1-1 ovviamente i rigori, Ah, è vero, adesso ho messo. Sì, no, giustamente aveva tratto in inganno Zuccon. Giustamente. No. Ma Zuccon. Dai Federico, vai. Che hai fatto una gran partita anche tu. Era un po' stanco. Vai. Grande responsabilità per lui. Impeccabile anche Zuccon. Impeccabile anche Zuccon. Grazie, fa via giù de burger. Dai che gli mettiamo pressione, dai che gli mettiamo un po' di pressione, la sentono, sotto la curva, la sentono. Che personalità. Vabbè, sto ragazzo, cosa dire di questo ragazzo? Io quello che ho detto, Milan, se ti guardi, stai guardando la partita, prendilo. Ma tutti, chiunque, ragazzi, giocatore con margini di crescita ancora. Allora, Melgrati contro Steven Spendi. Dai Steven Spendi. Dai, bacia. Dai che ne hai già sbagliati tanti stasera. Dai, fenomeno. Vabbè, prima o poi Melgrati si muove. Prima o poi segnerà Spendi, Magari non stasera, chi lo sa. No, invece la tira bene. Ma la tira bene. Non è da rifare? Perché è entrato qualcuno. No, si è fermato. Non lo so, non mi è sembrato. Ha rallentato sicuramente. Vediamo, no. No, qua è la parte finale. 2-2. Implacabile anche Spendi dal dischetto. Fino adesso tutti tirati bene. Bunino. Va Bunino. Contro Tozzo. Bunino contro Tozzo. Bunino contro Tozzo. Con il talento, la palla di quest'anno, la Serie C. I piedi. Non guarda il portiere. Non guarda solo la palla Bunino. Un missile di Bunino! Gol! Ha cambiato angolo, visto che il portiere è andato 2 volte di là. Bravo, tira bene. Non angolatissima, a mezza altezza, però una botta di collo. Ha tirato di collo. Ecco, questo è Chiarello, attenzione a Chiarello. Melgrati sta fermo. Melgrati si muove, però insomma non so se funziona. Chiarello non sa dove mettere il pallone. Chiarello lo vedo già da questo non riuscire a mettere bene il pallone sul dischetto, attenzione. Adesso vedrai che la mette, adesso fa lo scavino. Che la palla scotta. No, lo segna. Non lo guarda. Lo segna. La palla scotta, va Chiarello. Pistola Medeo. È tranquillo. Sotto la traversa, bene. No, era tranquillo. No, troppo forte, troppo bello. Si vedeva dallo sguardo. Guarda, devi vedere lo sguardo, era tranquillo. Però perché si muove troppo Melgrati, però stai un po' più fermo, magari. No? Lo dicono anche i nostri amici da casa, lo dicono in regia. Ragazzi, posso dirvi, c'è lì lui. E siamo ai rigori perché c'è lì lui. Lasciategli fare quello. No, lo so. Allora chi è che va? Scusa, non ho visto in tempo. Vai, che il Cesena protesta. Cosa protestano? Il Cesena protesta. Ha ammonito qualcuno. Chi ha ammonito? Lepore o Silvestre? Celiento ha ammonito, penso, perché l'unico motivo. Ma perché ha ammonito? Ma non lo so, ma come si fa anche sui rigori a. Vabbè. Attenzione che questo toglie un po' di concentrazione a Scapuzzi. L'avevamo fatto apposta. Dai Scapuzzi. Di questa partita infinita. Ma Scapuzzi adesso scottano davvero tanto, L'ultimo chi lo tira? Non lo so. No. Vai Scapuzzi.
Ma dai, ma che rompipalle Collu. Ma sì, ma davvero, ma lascia correre ormai, va Scapuzzi. Glaciale spiazza, quello tirato meglio di tutti, spiazza Tozzo. Beh, se la gioco con Ziglia. Ziglia anche. Fino adesso sì, anche se ha tirati tutti bene, no? Ma anche poi quello che ha tirato sotto la traversa è Chiarella. Adesso è il momento che... Signori, Dudu. No, aspetta, Dudu si sta facendo battezzare da Zambataro, è pronto Dudu. Dici che va Dudu? Dudu è pronto. Beh, ma giudici. Sta fermo un attimo. Non Lepore. Lepore. Che la faccio dei marchi? Mustacchio. Attenzione a Mustacchio. Melgrati se la ridacchia Melgrati. Si è mossa la palla. Non muoverti troppo Riccardo. Si è mossa la palla. Allora, qualora non aveste capito la parata. Ma presa proprio, È stato fermo. Si è fermato. Mustacchio con la paura negli occhi, non sapeva cosa fare, mani nei capelli. Lepore c'ha la faccia di quello che non vede l'ora. Allora, se lui segna, poi c'è ancora l'ultimo comunque. Giusto? No. No. Zitto. Aspetta, mi sto perdendo. No, giusto, sì. Ecco il finale, ragazzi! L'abbraccio! Occhio che sei microfonato, l'abbraccio di tutti qui, dei giocatori là e anche sta succedendo di tutto anche sotto, naturalmente speaker tifosi blu celeste. Decisivo di Lepore. Aspetta, non è che corro fuori tirare. Ma no. Allora, risultato finale 5-3 ai rigori. No, andiamo a Pescara, non lo so, dove andiamo? Andiamo a Pescara, Beppe! No, non si sa perché sono ai rigori forse. Sono ai rigori anche loro, mi sa. Sa che a Pescara il tempo scorre più lentamente. Ma cosa cazzo avete fatto? Splendido capolavoro dei giocatori della squadra bluceleste e una partita dominata. Il livello dell'altro, ma 120 minuti dominati. Allora, cosa dire veramente a questi ragazzi che all'andata ci hanno rubato la partita. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Al ritorno ci hanno rubato la partita perché con un arbitraggio indecoroso. Allora, ci stiamo scrivendo in tantissimi, abbiamo perso, è saltato tutto ragazzi, scusate ma veramente la tensione è grandissima. Allora, state scrivendo, siete in tantissimi, abbiamo punte incredibili nella diretta. Allora, a breve facciamo passare qualche istante, poi proviamo a sentire Matteo che non so se è ancora vivo, ma accertiamoci che sia ancora vivo. Quando c'era la Pordenone ho detto andiamo a Berlino. Poi avevo detto andiamo a Cesena. Andiamo a Berlino, Beppe. No, lo so, Beppe, però io andiamo a Berlino, Beppe! Voglio capire se andiamo a Pescara o Foggia. Questo, però noi ci siamo, noi aspettiamo, gli diciamo arriviamo. C'è Maffi che sta baciando le allora ci prendiamo una piccola pausa, che respiriamo un secondo, torniamo subito però che ci colleghiamo con Matteo.
Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Allora, torniamo in diretta per rifiatare un attimo e a breve chiamiamo Matteo dallo stadio. Intanto cerchiamo di capire anche tra Pescara e Foggia come finisce, la stiamo vedendo adesso, Sì. Devono fare ancora i rigori? Ma sono ancora i supplementari. ma scusate, ma che giorno è a Pescara? Cioè ancora ieri. Ma perché ancora giorno? Sì. Ah no, non c'è. Ok. Allora, mister, intanto che aspettiamo di collegarci con Matteo, un commento, sempre che si possa fare un commento grandissimo, perché anche la lucidità di andare a battere i calci di rigore, intanto ci arrivano le immagini di Pescara Foggia, la raccontiamo. Sì, però oggi superlativi, oggi veramente oltre tutto, gioco, arbitro, avversario, immensi, tutti. Poi la freddezza, poi lo dicevamo prima, hanno tirato dei rigori uno più bello dell'altro. Fantastici, veramente. Intanto c'è 2-1 Pescara ai rigori, va il Foggia a battere adesso. Vediamo. 2-2. 2-2 per adesso. Anche gli Scapuzzi che entrano bene. L'unico veramente abbiamo detto Magnini che non è entrato benissimo, però non ha pesato. Eravamo un po' titubanti quando l'abbiamo visto lì che stava entrando per capire un po' dove andava a giocare, invece ha fatto bene, ma tutti dietro e lì pure al di là del rigore una partita da 10, portiere tutti. Forse ecco, se proprio oggi è difficile anche Dudu, poteva fare di più, però sono tutti da veramente oggi supereroi. Supereroi, sono d'accordo con te, mister, perché è davvero fantastico. Oggi supereroi. Rigore per il Pescara, seguiamo allora in attesa di chiamare Matteo e la parata va virtualmente in vantaggio il Foggia. Prima io nella concentrazione mi sono perso anche su quanti rigori mancassero sull'ultimo, non ci ho capito più niente. Sì, perché noi eravamo avendo segnato, abbiamo cominciato a dire. Matteo! Allora, faccio fatica a sentirti. Allora, straordinario davvero, cosa poter dire di questi ragazzi se non straordinari? Ma ragazzi, che partita in fatto. Abbiamo iniziato a tirare i rigori al 15esimo della ripresa, penso, abbiamo iniziato a tirare i rigori. Sì. Però, insomma, mi sa di sì. scoppiati. Foggia? E avanti. Guardate che è stato senza il settore ospiti, quindi immaginate. No, immaginiamo il folklore, giustamente la festa dei tifosi blucelesti. Teo, grandi emozioni, questi ragazzi ci hanno... Come l'hanno presa Cesena, che erano già in Serie B loro? Malissimo, tanto in genere. No, va bene. Intanto 3-2 Foggia a Pescara, ai rigori.
non è ancora finita. È del possibile 3-3 questo del Foggia. Teo, oggi veramente tutti alla grande, anche chi è entrato dalla panchina, un atteggiamento, una tranquillità veramente da Serie B. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, io ha tirato il rigore come se lo stesse tirando alle case magno di leggera. Ma tutti l'hanno tirato benissimo, freddissimi tutti. Sì, assolutamente tirate tutto qua, io parlo con voi, queste sono richieste molto immaginate. E comunque sì, decisamente sì. Poi io vi dico, quando si butta in mezzo alla porta, davanti alla porta, bisogna capire che si deve fare quando ringrazia che ha dato alla reputazione con loro per la serie dei rigori, quindi assolutamente. Intanto noi stiamo seguendo Teo, ti raccontiamo in diretta anche l'altra. Stanno andando a oltranza in questo momento Foggia e Pescara ai rigori, quindi Foggia cerchiamo di scoprire in diretta anche dove andiamo a giocare. Deve rispondere il Pescara adesso. Dove andremo a giocare mercoledì? Quando è l'andata? Martedì. Sì, in Foggia predite noi che non pensavo fosse possibile. Come, scusa? Il Foggia penso che sia l'unica squadra d'Italia che non si faccio fatica a capirti, Teo. Mi sentite? Poco male. No, dico sì, che sì. Il Foggia penso sia l'unica squadra che ha più vite di noi quest'anno. Sì. Sbaglia il Pescara, Foggia. E sarà Foggia Lecco la finale. Sarà Foggia Lecco la finale, Teo. E Milano si riverserà a Lecco dunque. E Milano dunque si riverserà a Lecco al ritorno. Matteo, mi senti? Mi senti, Matteo? Assolutamente sì. Non vi spiega parlare. Matteo, mi senti? Non sento, sento un pochino. Dimmi anche gliela dico io la domanda. Arriva qua Ivan. Aspetta che arriva Ivan. Intanto vediamo ovviamente i due giocatori del Foggia che risultano. Ma è partito il microfono, dove è andato? Qua. Matteo, ieri abbiamo fatto una scaramanzia ieri pomeriggio, ti ricordi? Sì. C'erano qua due ospiti in redazione, cosa gli ho detto? Andiamo ai rigori, noi vinciamo. Certifichi? Sì, certifico. Bravo. Quando abbiamo preso è capitato il campo sotto la curva, loro hanno pensato proprio la stessa cosa. Ci teniamo un altro pronostico per settimana prossima. Sì, va bene. Dai Teo, allora ti lasciamo intanto ai festeggiamenti, alla sala stampa, quello che sarà poi il rientro in nottata a Lecco, sarà Lecco Foggia. Teo, ma che bello, all'inizio che bello, siamo a 180 minuti dalla Serie B, non ci pensiamo ancora perché ci sono questi. Ma ragazzi, ma ci giochiamo la finale, dai. Però insomma ce l'avessero detto alla quarta giornata o quando è stato l'esonero. Ma ce l'avessero detto dopo l'1-0 del Pordenone, sì, all'andata. E la prendo da lontano, cioè dico, è qualcosa di inimmaginabile. Teo, ci sei ancora? Sei svenuto? Teo, Sì, ci sono. No, sono ancora vivo. Certifichiamo che sei ancora. C'è la gente che mi chiede con chi andiamo a giocare. Foggia. Assolutamente immaginabile, però il Foggia è partito dalla prima partita. Oggi è partita la prima partita, ma altrettanto straordinario. Perché comunque ha fatto un percorso impronosticabile. Assolutamente, quindi 13 giugno a Foggia e 18 giugno a Lecco, giusto? Mamma mia ragazzi, ci giochiamo la Serie B in casa. Ci giochiamo la Serie B in casa, pazzesco. Dai Teo, allora ti lasciamo lì, dai, grazie mille. Mamma mia. Tornate col sorriso. Stasera ne è andati 5 di rigore, ma ne è andata lei. Sì, intanto Delio Rossi sorride, Zeman non so se ha la stessa voglia di sorridere, però sì, la Zeman che ha voglia di sorridere. Insomma, non ha mai sorriso in vita sua. Adesso ne avrà ancora meno. Dai Teo, grazie mille, ci si vede domani allora. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, rientriamo in studio e andiamo a concludere. Ma io posso dire cos'è che abbiamo fatto che non ho ben capito? Cioè, non lo so. Vabbè, allora metteremo a fuoco bene domani, tra stanotte e domani. In serata, adesso appena finiamo, troverete tutto, le foto di Matteo, l'articolo, gli highlights, tutto quello che volete, le interviste, dateci un po' di tempo.
ma ci sarà tutto. Dai, io ringrazio mister Giulio Invernizzi, grazie mister. A te, ciao a tutti. Prossimo, grazie Stefano Menegatti. Posso dire una cosa? Vai, dimmi. Alla faccia della sfortuna. Diciamo sfortuna, chiamiamola sfortuna. Ah no, alla faccia di chi aveva detto qualcosa in chat, botta sfortuna. No, ma alla faccia di tutto, c'è anche degli arbitraggi. No, quella è. Noi lì, le forbici ce l'abbiamo qua. Oliate il tosa barba. 18 giugno. Grazie ragazzi per averci seguito, per aver sognato insieme a noi, per aver toccato con mano la prima parte di un sogno, andare a giocarci la finale per la Serie B dopo 50 anni tondi puliti dal 1973. Sarà Foggia Lecco. Grazie a chi ci ha seguito anche in regia stasera, grazie a tutti, siete stati tantissimi da casa. L'appuntamento è al 13 giugno martedì, state con noi, buonanotte. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.